Buongiorno, buongiorno, anche questa mattina partiremo molto bene con informazioni veramente importanti che vi riguardano, perciò state attenti a questi meravigliosi ospiti che ho, persone preparatissime che hanno studiato il pezzo del quale parlano, no? Che hanno, come certi politici, cioè, lasciatemelo dire, la matta e la Cora sanno tutto, di tutto, anche se non hanno mai studiato quella cosa, non sanno neanche di cosa parlano. E poi vogliono darci le lezioni, invece noi le lezioni le prendiamo da chi sa, da chi ha studiato, da chi è preparato e soprattutto che dà dei numeri veramente importanti. Ne parleremo questa mattina con due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza la dottoressa Isabella Lante, responsabile area ambulatoriale medicina e prevenzione a Motta di Livenza, assieme al dottor che voi conoscete, Loriano Bruniera, medico. Con lui parleremo di cuore, parleremo di pressione, parleremo di glicemia, parleremo di tantissime cose che vi riguardano, perché a me sta a cuore la vostra salute, di star bene, specialmente i diversamente giovani, poveretti, che non ne possono più, li fanno girare come pazzi. Guardate, ecco, vi faccio vedere senza... Dopo andiamo nel racconto che ci interessa, però. Allora, questo signore ha preso una contravvenzione, una multa, si dice. Allora, non era a casa, ha trovato la famosa letterina, perciò è arrivato questo, non sa neanche da che parte leggerlo, non sa neanche come fare. Pensate i soldi che costa, cioè sì che mandava a multa direttamente, forse era meglio, dico io, no? Pensate cosa costa sto foglio, il tempo, ha detto Mirella, non so a chi rivolgermi, dove andare, non ho scritto niente, non ho leso niente, non capisco, non so, per pagare una multa. Se questa è semplificazione, qualcuno mi deve chiamare e dire, perché noi abbiamo una popolazione diversamente giovane che queste cose non le sanno fare. Volete capirlo che fate perdere tempo e non riescono neppure a uscire di casa, hanno acciacchi, problemi, i figli lavorano. Ma dove volete arrivare col cartaceo che non serve, quello che serve non ce lo mandate? No, scusate, ma è giusto dire le cose come stanno e soprattutto la vostra salute. Allora, dottoressa, cosa ci racconta, chi è, cosa fa? Prego, dottoressa. Allora, buongiorno, ben svegliati. Più di così, vero, dottoressa? Vi sveglieremo ancora un po'. Di più. Io sono Isabella Lante, sono la responsabile dell'area ambulatoriale e servizi per esterni, appunto dell'ORAS di Motta. ORAS, ospedale riabilitativo alta specializzazione, perché tutti lo conoscono come ORAS, ma diciamo anche che cos'è. È un ospedale, quindi ha una parte dedicata ai ricoveri e una parte dedicata appunto all'area ambulatoriale. Diciamo che i nostri topic sono sostanzialmente, appunto, come il nome dice, la riabilitazione. Riabilitazione per patologie gravi, cerebrolesioni acquisite, traumi spinali, ma anche riabilitazione pneumologica e cardiologica. Tutte queste tre aree ci differenziano molto dal resto del territorio perché sono specifiche proprio di ORAS. Affiancate a questo c'è una grande componente ambulatoriale. Noi lavoriamo in nome e per conto della nostra azienda ULS, quindi contribuiamo, ahimè o per fortuna, a una grande parte dello smaltimento delle famose liste d'attesa. Perché? Perché eroghiamo all'anno circa 300.000 prestazioni. Mamma mia. Voi potete immaginare, e sono prestazioni non solo collegate alle branche per le quali noi lavoriamo in regime di ricovero, ma sono le più svariate. Diciamo che andiamo dalla cardiologia, che è una delle nostre principesse se non regine, noi siamo molto amici del cuore. Sì, anche noi. La ginecologia, l'ortopedia, piuttosto che l'oculistica, l'urologia, l'otorino, quindi una grande piazza di prestazioni. Ecco. Via quasi quasi una città. Una cittadella, una ma città veramente. all'interno di Motta. Allora, davvero, questo mi piace anche come definizione, perché collegandomi, Mirella, a quello che diceva lei, noi diamo
trattiamo l'utenza proprio come cittadino, non come paziente, come persona che viene da noi per essere accolta, per essere al centro, non per fare quella prestazione mordi e fuggi. Sebbene ne facciamo tante, abbiamo dei professionisti di alto livello. Quindi insomma che scegliamo, ecco, non è che prendiamo su chiunque per poter fare, cerchiamo di selezionarli. Io in prima persona con dei collaboratori meravigliosi che da anni fanno questo e per cui insomma e che ringrazio in questa occasione proprio per quello che fanno per la comunità. Noi accogliamo le persone addirittura proprio mentre quando arrivano, entrano, trovano prima ancora di accedere in cassa o alla cassa automatica o che sia insomma allo sportello, degli e delle hostess, diciamo, che aiutano proprio allo svolgimento anche della banale prestazione di pagamento o accompagnano. Allora, parentesi, perché vai alla cassa automatica? Sì, ma spiegami come che funziona. Sì, metti dentro, scarica. Capite che, dottoressa, mi scusi se ho fatto sta parentesi, ma dobbiamo parlarne. Certo. Perché loro hanno capito l'importanza di accogliere questa persona che arriva già con i suoi problemi, ok? Che si vergogna, perché ammettere di non saper adoperare è sempre una cosa un po' imbarazzante, anche se hai una certa età. Intanto è vero che si avvicina, scusa, sottovoce, è vero, ma perciò l'attenzione vuol dire sensibilità a queste figure. Scusa dottoressa, ma dovevo dirlo perché sarei anche stanca. Grazie di questa precisazione. Sì, ecco, i nostri operatori sono anche molto discreti, però sanno ormai anche a chi avvicinarsi, a chi ha avuto bisogno anch'io del loro aiuto, quindi non è per niente, pur essendo intuitive per l'amor del cielo, però arrivi là, che già arrivi con dei problemi, perché in ospedale normalmente non è che vieni col cuore leggero, no? Ecco, quindi cerchiamo di andare incontro nel nostro modo di lavorare proprio all'utenza, alle persone, tanto che addirittura, diceva lei bene, le persone sono in difficoltà, fanno fatica anche i figli a trovare il tempo, per esempio, per accompagnare gli anziani, ed ecco che noi abbiamo pensato ed è stato un successo, se di successo si può parlare in sanità, aprire le domeniche, la radiologia aperta le domeniche, per cui anche sti figli, invece di prendersi un permesso dal lavoro, possono accompagnare i genitori. Visto i numeri di richieste che avevate anche. Mamma mia, non facciamo fatica a riempire le domeniche, ecco, e ripeteremo questa cosa il mese di ottobre. Tutte le domeniche di ottobre noi lavoriamo dal lunedì al sabato normalmente, ma appunto adesso anche le domeniche e anche la seconda domenica di novembre. Anche questo vuol dire coordinare un bel gruppo di specialisti che non sono solo i medici, noi abbiamo splendidi OS, infermieri, una squadra che si muove, una squadra, uno squadrone, perché per fare tutte queste prestazioni, insomma, ecco, poi ci dedichiamo alla prevenzione. E qua andiamo, corro perché dottoressa il tempo purtroppo è tiranno. No, ma fa bene anche perché ha spiegato benissimo ed è importantissimo quello che ha detto. Andiamo dal dottor Loriano Bruniera. Allora, invece il dottor Bruniera di cosa ci parla? Allora, io faccio una premessa, sono il presidente di un'associazione, l'Associazione Amici del Cuore di Motta e Livenza, e siamo una costola attiva de Oras. Non solo una costa, ma anche una freccia verso la popolazione, cioè noi portiamo, loro si occupano un po' più delle cose ministeriali, noi andiamo più verso la gente, sulle piazze. Cosa facciamo? Facciamo i check-up, facciamo la prevenzione. Comunque affermo quello che ha detto la dottoressa Isabella, che ci sono queste hostess molto utili, perché anch'io sono un po' diversamente giovane, però col codice a barre... Anche diversamente abile magari a fare certe cose, perché veramente ti mandano in tilt. Di mettere dentro il codice a barre non riesco mai a farlo leggere, mai.
tra poco ce lo metteranno anche sul collo a codice a barre, ma il codice a barre per me è sempre un problema. Allora mi arriva l'hostess e mi dice di qua, di là, me lo sposta a destra, a sinistra finché ci c'entra il codice a barre, che è importantissimo. Senza il codice a barre non si vive. Comunque, allora io cosa mi occupo? Mi occupo di questa prevenzione. Sono qua anche venuto 15 giorni prima perché posso mostrare, certo, dottoressa, certo. Noi siamo Eccola qua. questa qua, domenica 28 settembre alle ore 8 alle ore 11 facciamo un check-up. Me la dia pure che la tengo io, Ecco. così la inquadriamo bene, permesso. Facciamo un Ecco qua, check-up. così, eccolo qua. Ah, ce l'abbiamo, eccolo qua, guarda. Ah, ce ecco l'abbiamo. perché l'ho mandata in redazione allora, ieri. meglio di così. Facciamo un check-up dove misuriamo i fattori rischio cardiologici. Dopo riprendo e ne facciamo uno alla volta assieme perché voglio fare le robe pratiche, le avevo promesso. Facciamo in diretta allora, Sì. le prove in diretta con dottoressa. Perché? Con dottoressa e fai prove. Allora la fermo un secondo perché abbiamo la prima telefonata, il nostro carissimo Rinaldo. Ciao Rinaldo da Venezia. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Se è vero, conosco l'ospedale di Motta e se proprio come che dice Ori, non sai chi se ora si sbroda. Se è vero che è così, non ti fa neanche adesso in ospedale, solo per cordialità che tutti, perché se ti ha bisogno di un'informazione, tutti, dall'infermiere all'inserviente, tutti ti indica dove che ti devono andare, e poi disponibilissimi, se è vero. E c'è un'eccellenza nel Veneto, non è solo che parla, neanche a Motta né in Vinza, è gente che si dà da fare, sempre disponibile, va bene. E dopo volevo chiedere al dottor del cuore, mi sono appena stato non operato, in meganetà e aorte, perché ho fatto un edema polmonare, dopo ho fatto un'altra roba, insomma, in meganetà e aorte, sto a casa da 15 giorni, trovo le pastiglie e insomma mi sento molto meglio, incomincio a camminare, incomincio a fare tante robe. Non mi fate andare benissimo, va bene, da come che ero, come che sono adesso. E anzi ringrazio, è la prima medicina dell'ospedale dell'Angelo, perché mi ha salvato la vita. E in più siete stati cordialissimi, mi ha aiutato in tutte le maniere, va bene. E sono convinto che la sanità, se fosse la nostra, che fosse gli altri che comandano, e noi politici, e sarebbe veramente grande Rinaldo alla povera gente. Voi altri che darmi la possibilità di fare quello che se io faccio, perché se tutti i sacrifici vostri e non vi entra niente. Bravi, bravi e bravi. Grazie caro Rinaldo, grazie, buona giornata anche a te. Beh, penso faccia piacere anche ai miei ospiti. Devo andare avanti Rinaldo, se no non ce la faccio. Soprattutto abbiamo anche delle immagini molto belle. Quanto importante è, dottoressa? Io ho avuto delle persone molto giovani anche che purtroppo dopo incidenti stradali sono andati con la sedia a rotelle per un periodo. Poi fortunatamente, siccome tutto parte dal cervello, qualcuno ha detto mi devo alzare da questa sedia a rotelle e per fortuna ci sono queste protesi meravigliose che danno la possibilità, guardate cosa riescono a fare anche nel mondo dello sport. Ma io ho avuto un ragazzo, non me lo dimenticherò mai, un atleta, un paralimpico oltretutto, che ha detto che nel momento che sono arrivati questi medici nella sua stanza, specialmente un medico in particolare, che gli ha detto che non avrebbe più usato le gambe, gliel'ha detto in una maniera come io fossi un numero, ha detto. Mi sono sentito morire. Già quello che mi diceva era terribile, super terribile per me, però ci vuole un po' di tatto, un po' di sensibilità, dovrebbero capire che dentro quel letto c'è una persona giovane che in quel momento deve capire che la sua vita non sarà più quella di prima. Ecco, questo mi ha molto colpito. Perché? Perché io non devo essere fortunato come a scuola di avere quell'insegnante, di avere quella scuola, quel sindaco, quel medico. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, capire con la maniera giusta, con la sensibilità giusta il problema che ho. Questo purtroppo siamo tutti uomini, donne, esseri umani
e non è da tutti. Vuoi lo stress, vuoi l'impegno, come dice lei, lavorativo, perché bisogna mettere anche questo in conto, cioè non è una passeggiata la vostra, come tutti i lavori, certo, io penso, come tutti i lavori, però voi dovete avere quella sensibilità che è di dovere, che dovrebbe essere di rigore per tutto, perché tu stai parlando a delle persone che in quel momento psicologicamente sono a pezzi, specialmente un giovane che non potrà più camminare o non camminare come prima. Ecco, questa sensibilità, lei la nota oppure c'è qualcuno che ancora fa fatica a capire che medico sì, ma fino anche a un certo punto? Allora, posso parlare per Horas, perché poi insomma per il resto non mi permetto. E come diceva lei, Mirella, giustamente, ci sono dei temperamenti, ci sono dei caratteri, ci sono delle modalità di rapportarsi. Però una cosa alla quale noi teniamo molto, il nostro amministratore delegato ci tiene in maniera particolare, è quella di umanizzare le cure, per cui anche addirittura, sembra strano, ma standardizzare le visite mediche con un certo stile. Cioè il medico deve avere uno stile con il quale si approccia al paziente, che va oltre al suo carattere, al suo temperamento. Quindi quello proprio di accoglienza del paziente. È fondamentale l'approccio con il paziente che si sente accolto nel momento in cui anche dai una brutta notizia, ma magari la dai anche in forma secca, decisa, però dando attenzione, guardando negli occhi, dando supporto, sì. Questo è fondamentale. La cosa ancora più fondamentale è la multidisciplinarietà, cioè più figure attorno al paziente, più figure che tra di loro si amalgamano e che sanno cogliere le varie sfaccettature del paziente, perché il medico fa, ma che fa tanto sono gli infermieri, gli OS, gli psicologi. Per esempio, noi abbiamo un team di psicologi, logopedisti, terapisti occupazionali, cioè tutte figure che mirano proprio a riabilitare, nel nostro caso, la persona nella sua completezza. Quindi molto questo. chiara. Allora, dottore, adesso inizi lei, da dove vuole iniziare? Inizio con la scaletta. Bene. Con la scaletta che c'è scritto: per un cuore sano, tu cosa fai? Questo è lo slogan della nuova giornata mondiale del cuore, slogan mondiale, perché domenica 28 in tutto il mondo si fa la giornata mondiale del cuore. Cominciamo con circonferenza addominale. Come l'ho spiegato l'altra volta, la circonferenza addominale è molto importante perché dovrebbe mette a disposizione tanto sangue, più uno c'ha la pancia, mette a disposizione tanto sangue. Allora, mi sono informato anche un po' meglio, però perché c'è la circonferenza addominale, tanti dicono ma io ho un po' di circonferenza, ma sto bene? No, perché tante volte la circonferenza addominale sono le maniglie dell'amore, vengono chiamate in dialetto. Certo, così a casa capite bene. Però c'è il grasso viscerale, quello che si forma per esempio nel cuore, nel pancreas, nel fegato. Non so se avete mai visto in macelleria un cuore o quello che è. C'è quella specie di grasso che attualmente, una volta si mangiava tutto, adesso i giovani o anche i meno giovani tirano via perché alza il colesterolo. Questo grasso è molto importante perché impedisce proprio la funzione. Quindi la circonferenza addominale è molto importante e ho i termini giusti scientifici stavolta, con uomini al di sotto dei 94 centimetri e le donne al di sotto degli 80. Si fa fatica. Il dottor Sergio Bardassi, vi dico, mi dice dove siamo, ma non importa. L'ultima volta che dovevano regalarmi una cintura mi hanno chiesto e ho detto meglio che andate sui 112, 115 di lunghezza. Però questi sono i numeri importanti. Sono i numeri molto importanti, quindi l'importanza è molto importante che è stato inserito dentro. Dopo cosa abbiamo? Circonferenza, il peso che è allegato assieme, che adesso viene chiamato in maniera più buona, calcoliamo il BMI, che è quello basico proprio, che è l'altezza per il peso. Cioè una persona di 1,78 m cosa dovrebbe pesare in teoria? Allora il BMI dovrebbe essere dai 20-24. Io sono un po' più
Un po' più alto. Sì, leggermente. Perché Però dopo c'è quelli sovrappeso, sono i numeri, obesità, quelli vabbè. sono i numeri. Dopo andiamo qua, vediamo cosa c'è scritto, pressione arteriosa. La pressione ho portato via perché Eccolo è giusto. qua, adesso iniziamo allora nella È giusto pratica. mostrare Fino perché adesso ho fatto teoria, adesso facciamo pratica. Perché sono cose semplici. Allora, tante volte uno non la misura. Perché non la misura? Perché deve tirar fuori tutto. Invece è pratico, cioè è pratico misurare la pressione. Si lascia dentro qua, non è perché io ho visto che se una cosa è semplice la persona le fa. Se è complicato le fa una volta, 2 volte perché ha preso paura che ha la pressione alta e dopo non la fa più. Vero? Quindi deve essere una cosa semplice e facile. Allora, quando si misura la pressione? La pressione si misura la mattina, quando ci si alza, senza terapia. Non si prende la pastiglia per la pressione, perché se uno prende la pastiglia per la pressione e dopo mezz'ora misura la pressione, questa è giusta, no, è sbagliato. Quindi Prima della terapia. E come si fa? Allora, questi qua, perché sono cose che sembrano semplici. Come si mette questo qua? Questa cordicina qua che è collegata va in mezzo, io ho già lo stampo, questo è il mio personale, già lo stampo, va su. Questa qua va in mezzo qua, Guardate non dietro, bene. non davanti, e sopra il gomito leggermente. Dopo si schiaccia questo, speriamo che funziona, si schiaccia e lui si arrangia. Un braccio destro o sinistro non ha importanza, si misura la pressione, sta misurando, forse con la dottoressa Mirella qua sono forse qua pressione alta. Qua non smette più, sta chiudendo, penso di avere la pressione alta. Comunque si misura una volta, si aspetta un momentino, un'altra volta, c'è chi dice 2 o 3 volte e si fa la media. Per esempio qua è 182 è proprio la trasmissione, di solito la più bassa, e 106 qua sono da infarto, da ictus, ma con 2 donne. Sì, dottoressa, mi sa che è meglio che lo cura perché Se si misura un'altra volta e si fa una media. E si scrive, importante è scrivere battiti, perché non è la singola pressione che mi dà problemi e dopo durante il giorno non si misura altre volte, uno deve essere ossessionato di misurarla alle 4, alle 6, alle 6, sì. Perché c'è sempre, intanto c'è anche un problema ormonale, che ci sono ormoni che vanno in su, vanno in giù, eccetera, ma c'è una preoccupazione, una telefonata, quello che è. Però se uno si sente alle 4, si sente girare la testa, è giusto che la misuri, certo. Però stia tranquillo, la misura il giorno dopo, la mattina. Ecco, non misuratela se non serve proprio, che magari anche il medico di famiglia vi ha detto di farlo. Però, dottora Bruniera, volevo chiederle una cosa. Io ho avuto delle persone che mi hanno detto che queste macchinette elettroniche sì, funzioneranno, però la migliore macchinetta è quella con la pompetta di una volta, che quasi sempre, se vai anche negli ospedali, in certe situazioni, è quella reale veramente che ti dà la pressione giusta. Sfattiamo anche questa roba qua. Allora, in ospedale, ok, ci sono le infermiere specializzate, che sono anche all'Oras, che misurano quella con la pompetta. Cos'è il problema? Deve saperlo fare. Se uno è un po' sordo, non sente l'ultimo battito della pressione minima. La pressione va basata quando si inizia il primo battito e quando non si sente l'ultimo. Se uno l'ultimo non lo sente, cosa fa? Cioè non riesce. Queste ormai sono perfette, anche perché se noi abbiamo questo apparecchio e scriviamo, se questo ha qualcosa in più, 5 mm in più, però le ha tutte quante su tutto l'arco, perché ci vogliono 10 giorni per stabilire se uno la pressione ha. Cioè si scrive, si porta al medico, non dopo una volta, porta il medico, lui legge, il medico di base, lui legge com'è la pressione e vede se fare ulteriori esami, Holter o quello che è, e
e prescrivere qualcosa. Vede però dopo 10-15 misurazioni, non dopo una singola misurazione. La singola misurazione si fa se uno si sente girare la testa, ronzii, ha mal di testa, un colpo di mal di testa forte, può darsi che sia un ictus, facciamo i corni, ma qualcosa, e allora si misura. Ma sì, no, per misurare la pressione, per vedere se uno è... Facciamo adesso però, devo dire, i valori normali. 120-80, che nessuno ce l'ha, tranne le donne che tante volte arrivano a 110 e 70 e 60, però stanno bene, lavorano bene, fanno tutto bene. Comunque noi siamo un'altra storia, dottor Brugnera, non c'è niente a fare. Le donne siamo un'altra storia. Sì, sì. 140-90 è già da preoccuparsi. Ecco. Molto chiaro. Allora andiamo a vedere, invece andiamo a Treviso a vedere, proprio parliamo di cuore, cosa è successo, cosa è stato fatto, perché è molto importante capire anche l'attenzione che stanno cercando di mettere, di far capire l'importanza di questo screening al cuore al centro di medicina. Andiamo a vedere. Predire gravi patologie cardiache come l'infarto attraverso un innovativo screening cardiovascolare è quanto presentato al Centro di Medicina di Mestre, applicando un nuovo protocollo di prevenzione che mette insieme un'equipe di specialisti multidisciplinare. Il paziente viene preso in carico con esami cuciti su misura di primo e secondo livello, fino ad arrivare, se necessario, a valutazioni di terzo livello di approfondimento. L'obiettivo è quello di intercettare in una fase preclinica quei soggetti asintomatici nella fascia di età tra i 45 e i 70 anni. Abbiamo presentato le nuove tecnologie, ma soprattutto i professionisti che lavoreranno a questo progetto, che sono tra cui il dottor Rigo, il quale naturalmente porterà all'interno della nostra struttura, oltre che la sua professionalità, anche tutto quel lavoro che sta facendo di ricerca, e quindi farà crescere quello che è il servizio. Il dottor Fausto Righi è stato l'ideatore del progetto Pensarci Prima, da cui nasce lo screening, con l'intento di valutare se le carte di rischio con cui si predice la possibilità di sviluppare malattie acute cardiache funzionano ancora. Lo specialista ha condotto uno studio su oltre 1000 pazienti sani tra i 45 e i 70 anni che presentavano almeno un fattore di rischio. Il 75% non ha presentato alcuna patologia, mentre il 25% aveva una malattia coronarica. Il 6%, quindi stiamo parlando di 64 soggetti, che non sono pochi, abbiamo trovato una patologia talmente rilevante che abbiamo dovuto praticamente appoggiarli in emodinamica dell'ospedale dell'Angelo, alcuni anche all'ospedale di Treviso, per completare la terapia di tipo meccanico, cioè la rivascolarizzazione con l'angioplastica e con lo stent. 6 addirittura hanno dovuto fare 3 bypass ciascuno. I risultati dello studio sono stati presentati al congresso della Società Europea di Cardiologia a Madrid. In Italia le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte. Ancora oggi su 10 persone colpite da infarto, su 3-4 non si riesce nemmeno ad intervenire. Una prevenzione efficace è quindi l'unica arma utile per ridurre la mortalità. Chi commenta questo importante servizio, lo screening è fondamentale, dottoressa? Sì, certo, spero si senta perché ho fatto cadere il microfono. Prego. Allora, è fondamentale lo screening perché dobbiamo parlare di prevenzione, non solo di cura, di riabilitazione, ma di prevenzione. Diciamo che anche in ORAS sono stati creati proprio dei percorsi che noi chiamiamo check-up, dedicati a vari livelli all'utente che voglia appunto a un certo punto della sua vita, e abbiamo notato che questo punto della vita si sta abbassando sempre di più, perché già sui 30-40 anni le persone si rivolgono a noi per fare dei check-up, servono a prevenire, come diceva anche il professionista del centro di medicina, a prevenire o a anticipare la diagnosi di alcune patologie. Per quanto riguarda il rischio cardiovascolare abbiamo proprio dei pacchetti, dei check-up più o meno complessi, ne abbiamo di vario tipo, dedicati a questo tipo di patologie. Ecco. Per cui insomma sempre seguiti da un professionista medico che poi raccoglie tutte le informazioni, esami del sangue, altri esami, Doppler, elettrocardiogramma, ecocardiogramma, raccoglie il tutto alla fine del percorso e dà al paziente un riscontro. Quindi il paziente non fa solo dei singoli
pezzettini, l'ECG piuttosto che l'ecocardio, e poi li porta al medico di base. No, c'è una figura che alla fine raccoglie tutto questo e dà un esito. Quindi questi check-up, questi sono strutturati nostri, li facciamo con il percorso Oras Plus, che è il nostro percorso, diciamo, dedicato alla libera professione o libera professione calmierata, che è un'altra cosa che ci siamo un po' inventati per venire incontro all'utenza che magari ha altre esigenze, ma poi li facciamo anche proprio in queste giornate, per esempio Giornata del Cuore, in cui ci saranno proprio, giusto Loriano, dei professionisti che faranno dei veri e propri check-up. Allora, una cosa importante, perché è tutto gratuito. Certo. Sì, tutto Allora, in un momento dove si paga tutto, non solo l'aria che respiriamo, qualsiasi cosa, questa mattina invece la notizia è che voi potete arrivare in questi centri, è la giornata mondiale sulla prevenzione del cuore, perché è l'organo più importante, uno dei più importanti, diciamo, gratuitamente. Pensate che messaggio, finalmente magari non avevo la possibilità anche di pagare i TIC, di fare tutti questi... In questa giornata invece potrò veramente fare un po' di prevenzione. Quanto importante è la prevenzione, lo stile di vita, come ha spiegato lei? Ecco, non devi essere un accanito, cioè farti gli esami ogni 6 mesi, tutta una sfilza, misurarti la pressione 20 volte al giorno. Ecco, devi fare quello che le persone, specialmente anche il medico di famiglia, dico io, ti consiglia, perché è il primo punto dove tu arrivi. Prego, dottor Brugnera. Allora, puntualizzo che noi siamo dalle 8 alle 8:30 alle 11. Perché questo orario? Perché c'è la glicemia da fare, e se non possiamo tenere fino alle 12 uno che non mangi niente, perché devono venire a digiuno, e allora se uno mangia abbiamo sballato. Dopodiché vorrei dire che noi facciamo, è tutto gratuito eccetera, però tante volte mi vengono delle persone che sono già in cura. Perché mi vengono quelle che sono già in cura? Perché vogliono sentire un parere in più che è gratuito, però questo toglie a quello che, giustamente ha detto lei, quello che non può, perché un elettrocardiogramma costa, per quanto posto, costa se lo fa privatamente. Tolgono a queste persone, cioè se mi viene uno che ha fatto 3 mesi prima un elettrocardiogramma, non è giusto. Dovrei farlo comunque, però non è giusto, perché questo è già sotto controllo, quindi è rivolto questo check-up alle persone che non possono durante la settimana perché lavorano, non possono economicamente, e anche alle persone che non l'hanno mai fatto o non l'hanno, o hanno 40 anni e ti dicono per me qua c'è una bella giornata e vado a farmi un check-up, hai capito? Quindi è più rivolto sulla prevenzione, è questa fascia, specialmente quelli che non possono e quelli che non vanno perché non hanno tempo. E anche stimolare magari quello che magari non l'ha fatta fino adesso, beh è gratuito, ma dai stavolta la faccio, magari è un aiuto in più a quelli che magari invece non fanno mai niente. Ecco, quelli che invece sono sotto cura o l'hanno appena fatto, faccio il primo check-up, non faccio l'elettrocardiogramma, faccio la glicemia eccetera, però non faccio l'altro perché non è giusto farlo in quanto sono già sotto cura. Quindi allora noi la prevenzione come si fa? Allora in questo sistema facendo delle andiamo anche nelle scuole, che è andiamo nelle scuole dalle quarte alle quinte, dove si fa la prevenzione ai bambini, si insegna stili di vita sano, mangiare bene e anche un po' di anatomia del cuore, come funziona. Come vedete questi bambini, questi ragazzini quando entrate nelle scuole? No, perché siccome sembra che non gliene frega niente, invece non è proprio così. No, perché noi facciamo anche una mostra dentro all'Oras. Questi bambini ormai siamo abituati, nei nostri tempi no, adesso c'è sempre la verifica da fare. Allora noi come facciamo a fare la verifica? Ci fanno dei disegni. Allora le maestre con la classe fa dei disegni per vedere se hanno capito cosa devono capire, l'importanza della... Ci sono bellissimi disegni che poi li esponiamo, quindi
capiscono, perché quello non so che viene premiato è quello che c'entra tutto, è quello che c'entra la camminata, è quello che c'entra che mette la frutta. La creatività che esce dal E bambino. quindi vuol dire che ha capito, che ha capito. Noi più diversamente bambini, cosa facciamo per la nostra, giovani? per la nostra prevenzione? Allora c'è quello della circonferenza, c'è il colesterolo. Il colesterolo, come sappiamo, è 200, c'è quello buono, c'è quello cattivo. Allora spieghiamo bene anche questo, perché non è che si spieghi molto. Qual è il colesterolo buono e il colesterolo cattivo? Mi sono preparato. Prego, dottor Brugnera. Allora, mi sono preparato. Viene chiamato buono e cattivo. Allora, il colesterolo è tutto completo. 200 è il limite. Adesso tentano di abbassarlo un po', anche i cardiologhi tentano di abbassarlo. C'è qualcuno Comunque che... 200 è, quello, è il limite che può arrivare. C'è qualcuno che dice per fare qualche favore alle case farmaceutiche, invece non è vero, perché è proprio... Allora, c'è quello buono e quello cattivo. Quello cattivo qual è? Il cattivo è quello che si ferma sulle arterie, sulle vene, diciamo sul sangue, in dialetto, sul sangue, perché arterie, vene, tante... e fa la famosa placca che dopo aumenta e me lo restringe e abbiamo l'infarto o ictus o tetera. Quindi questo è quello cattivo. Quello buono invece è quello che scivola, che scorre tranquillo, che scorre, addirittura tira via quello cattivo. Allora, i dati li dico giusti, si chiama, se noi chiamiamo buono o cattivo, ma comunque in gergo tecnico è LDL o HDL. L sta low, basso, H sta buono, alto. Allora, uno è minore di 100 mg per litro, ma questi si trovano quando si leggono gli esami, c'è scritto che, e poi c'è la stellina, si guarda sempre quello, quindi c'è già questa roba qua. Allora, come si fa per mantenere il colesterolo tranquillo? Una dieta sana. Movimento. È movimento, però è giusto, detto lei, movimento. I cardiologi cosa dicono nella giornata mondiale del cuore? Le linee guida mondiale, 35 minuti a camminata veloce, non a jumping, non da negozio, mi fermo qua, mi fermo qua. 35 minuti sono tanti per me. Ho comprato anche un cane per camminare meglio. In maniera che il cane lo porta, vero? Si tira, vero, dottor Brugnera? Più di 25 minuti. Però se pensi che c'è la tua salute in ballo, camminata, allora dottoressa, questo è importante, perché sì, saranno anche tanti 35 minuti, però scusate, noi abbiamo un ambiente meraviglioso, camminare in mezzo al verde, i fiumi che scorrono, cioè non potete dire che non abbiamo, e non costa niente perché è gratuito, cioè non è che devi andare in palestra per fare questo, e il corpo si muove tutto, il piede parte, ossigena, il sangue gira. Allora se tu pensi che quei 35 minuti vuol dire come prendessi non so quante medicine per tutto il corpo, cosa dice dottoressa? Lanciamo questo messaggio di movimento, perché adesso arriva l'autunno e io sono preoccupata, allora, si chiudono. Io sono la prima che predica bene e razzola male, nel senso, ma perché? Perché ho un problema all'anca e allora non sto facendo, ma mi curerò proprio per questo, perché mi rendo conto che effettivamente, come dice lei Mirella, abbiamo una natura fantastica, per cui camminare non è solo il camminare in senso fisico e motorio, ma è anche un'ossigenazione. Veramente, cioè un miglioramento del respiro, un miglioramento dell'ossigenazione cerebrale, quindi anche dal punto di vista psicologico funziona benissimo ed è fondamentale, come lei dice, è un'attività che possiamo fare magari togliendo del tempo a quel qualcosa che facciamo tutti, perché è inutile che ce lo nascondiamo, ovvero di scrollare il cellulare. Magari si sta in divano ma sono la prima, ripeto, parlare bene e razzolare male, però 35 minuti al giorno di sicuro stiamo al cellulare, per motivi che non siano lavorativi. Perché quel tempo non lo investiamo proprio per questo? È vero, si fa fatica, è vero, però ragioniamo veramente in termini di salute e facciamolo, ecco, perché è... Vede dottoressa, c'è un grande problema, però, che lo dico pubblicamente, che adesso vedremo anche con questo villaggio delle associazioni che abbiamo creato a giugno, di
capire che forse questi diversamente giovani, perché sono quelli ai quali io rivolgo maggiore attenzione, con le associazioni di volontariato, quelli che non possono uscire, che hanno problemi, come dice lei, visto che abbiamo queste associazioni che hanno pulmini, anche non so, ad esempio voi avete il Monticano, noi abbiamo il Sile, andarli a prendere, fargli fare con gli addetti ai lavori, che sono i volontari, che sanno anche come gestirsi, prenderli, fare un giro, perché da soli non arriveranno mai, dottoressa, non arriveranno mai. Noi dobbiamo con i comuni, con i sindaci, con i servizi sociali che dovrebbero funzionare molto meglio, funzionano per carità, non è solo questione di personale, c'è anche la volontà di mettere delle persone anche a certi livelli, delle persone molto preparate e sensibili. Penso che sia uno degli assessorati più delicati, il sociale, che ci siano, andarli a prendere e farli muovere, perché da soli non ci arriveranno. Pensate che ci è voluto il Covid per capire che forse non è che la palestra sia sempre un posto chiuso, i parchi possono diventare palestre, ma ci voleva il Covid per capirlo, che addirittura ci sono parchi attrezzatissimi dove veramente tu fai un movimento e non ti accorgi neppure, perché è talmente bella la natura che è intorno, perché noi viviamo nel verde, è inutile che vengono a raccontarci siamo diventati pigri, ma li fanno diventare pigri perché stai a casa un giorno, due, nessuno mi ascolta, nessuno parla, poi prendo il primo che arriva, mi suona il campanello, apre la porta e mi porta via tutto pur di parlare con qualcuno perché mi fido, capite che non andiamo da nessuna parte. Perciò la prevenzione, anche dottoressa, per quanto riguarda la salute, bisogna che iniziamo a farla noi col mondo del volontariato. Pubblicità. Allora, il dottor Loriano Bruniera si sta preparando per la glicemia, perché vedrete in diretta, ecco, come si misura la glicemia, però diamo la parola alla nostra Giusy. Ciao Giusy! Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Tutta stamattina che ci amiamo sempre occupava, bene, in poco. Che c'è qualcuno che assa a cornetta, invece di metterla giù, la tiene così, fa i dispetti perché non passa. Per cortesia, se potete mettere giù la cornetta. Grazie Giusy, vai! Ascolta. Allora dico al dottor Bruniera che io quando vado dal medico che vuole misurarmi la pressione le dico: dottore, lasci stare, se sto lì anche un quarto d'ora me la misura, 170, 200, perché mi agito. Ma perché mi devo agitare? Ma perché ti agiti, mi dice? Perché è la paura che lui me la trovi alta, è per quello che noi ci agitiamo. E quando che me la misura Alfonso mi mette su ma quella fascia lì, ma che ha mostrato lei, ma che abbiamo quella, ma mi sembra che stringa troppo, deve essere più leggero, mi sembra. No, non che dico guarda che sembra che il mio braccio scoppi, ma perché stringi troppo. Ma quando vado dal medico che me la misura, ho detto vado a casa, dottore, perché una mia amica all'ospedale ci ha voluto mezz'ora prima che la dottoressa le provi la pressione. Ma perché dobbiamo essere così? Alfonso invece, Mirella, che se la misura un giorno sì, ogni 2 o 3 giorni, lui la trova sempre giusta perché non si agita. Io vorrei essere come lui, ma non sono capace, dottore, è una cosa impressionante. Quando mi tranquillizzo un po' me la provo da sola e la provo 2 o 3 volte perché va sempre alta, quando mi tranquillo va bene. È una cosa orribile misurare la pressione per me. Grazie. Grazie cara Giusa. Ecco, questo fa capire l'importanza della comunicazione corretta, perché se Giusi comincia ad avere una comunicazione corretta, come lei, dottor veramente Bruniera, e la ringrazio, che fa vedere, dove ha spiegato che la pressione si misura al mattino, che bisogna stare tranquilli, un po' alla volta ci arriviamo. Io mi ricordo sempre le parole del dottor Farmia, che era qui al Canfoncello in rianimazione. Ecco, parlo molto semplice perché a casa riescono a capire, sennò con tutti questi termini. E lui ha detto una cosa importantissima, ad esempio l'anestesista. Voi vi ricordate la pizzeria, il pizzaiolo, il ristoratore, ma se vi chiediamo quando siete stati operati chi era l'anestesista non lo sapete, ed è una delle figure
più importanti che compone la squadra in sala operatoria. Allora capite che un po' alla volta io sto chiedendo ai direttori generali di aprire di più gli ospedali e di fare entrare i ragazzi, sì, a scuola mi va benissimo, ma poi ti faccio vedere nella pratica, ecco, ti faccio toccare con mano quella che è la realtà, nella maniera giusta, nel modo giusto. Abbiamo professionisti, vedete anche questa mattina, perché questi ragazzi, per intrigarli, devono essere sul pezzo, devono vedere, perché lo dico tutte le mattine, il profumo dell'ospedale non è il profumo della strada, è un altro profumo, è un altro odore. Tocchi con mano i vari profumi dell'ospedale, che sono belli, brutti, buoni, cattivi, però tocchi con mano. Cosa ne dice, dottor Loriano? E poi vediamo, dottor Brugnera, la glicemia. Cioè, è proprio a me che io vado nelle piazze, cioè si deve parlare semplice, come ha detto lei, perché sulla semplicità e poi la quotidianità. Io ho anche la specialità in anestesia e concordo direttamente con lei che l'anestesista è molto importante, perché è dietro. Di solito sulle sale operatorie c'è tutti scafandrati, l'anestesista c'ha il telo ed è dietro, invece è quello importante perché può fermare addirittura l'operazione se dice attenti che c'è un problema. Quindi è molto importante di far vedere queste figure, non sono marginali, perché all'interno dell'ospedale l'anestesista è molto riconosciuto, è uno dei più riconosciuti, ma al di fuori non è visto, come dappertutto. Quindi aprire l'ospedale è un bene. Io faccio anche, è come quando mi dicono facciamo il check-up su un comune, io vorrei farlo all'interno del comune, cioè sulle stanze, sull'atrio del comune, dentro dove c'è l'anagrafe, se posso, senza... Certo. Perché secondo me la gente, vedere il comune aperto, vedere il comune che può dare dei check-up, però per me è anche gratuito, cioè dà soddisfazione a me. Quindi allora vediamo questa glicemia, prego dottor Brugnera. Allora questo è quello per la glicemia, si chiama misuratore della glicemia, è un apparecchietto, si mette dentro e compare questa specie di scritta. Questo parla inglese, non parla veneto, però non sono riuscito. Comunque parla. Comunque parla. Dice qualcosa. Dopodiché questi sono, una volta si aveva gli aghi, le lancette, si faceva così, adesso ci sono più, sembra un razzo, comunque viene fuori una puntina, si disinfetta, è molto importante, però non 2 kg non c'è il battere proprio qua che lo prendo direttamente, si disinfetta un po', si pulisce un po', qua si schiaccia in questo sistema e viene fuori un po' di sangue, non so se qualcuno darà fastidio, ma comunque viene fuori un po' di sangue, si mette dentro, ecco qua, e va a misurarmi la glicemia. Che adesso la dottoressa sta controllando la glicemia del dottor Brugnera. Allora, 139, è da ricovero. Ma hai bevuto il caffè, hai fatto la colazione. Allora, stamattina ho 200 di pressione, 100 di minima e 140 di glicemia. Sono morto. Dottoressa, quando esce sarà meglio che faccia... a vedere se c'è un posto da ricoverarlo. Perché, vedete, il dottor Brugnera è uno che vive il momento, vive l'emozione. E l'emozione può fare questi scherzi, o sbaglio, dottoressa? Certamente. Cioè, veramente l'emozione ti fa sentire... Come diceva la Giussi, giustamente, diceva proprio tante volte, è proprio un fatto emozionale quello di misurare la pressione e trovarla alta. Diceva proprio lei, insomma, si prende così a cuore la cosa che sta facendo e si emoziona, per cui anche qui ricordiamoci sempre che la salute va presa con serenità, cioè bisogna assolutamente pensare che non si è per forza malati, bisogna assolutamente cercare di prevenire, abbiamo detto, e poi di affidarsi
ai professionisti della salute con sicurezza, ecco, senza magari cercare 150.000 pareri, bisogna proprio fidarsi e affidarsi. Ecco. O internet. O internet saturno. No, lo spieghiamo perché sì. non per tutti, perché come ripeto, non tutti riescono ad andare in internet, però quelli che riescono ad andare poi si fanno la loro diagnosi, certo. perché l'ho letto in internet. Prego, dottoressa. E per il medico è molto difficile sfatare quelle diagnosi lì, perché poi vengono anche spiegate bene, con dovizia di particolari dal signor Google o chi altro, e facili da capire, però la gente diciamo si costruisce delle sicurezze, delle certezze che tante volte sono proprio all'opposto, per cui veramente bisogna cercare di essere più scientifici possibile in questo, e con questo non voglio dire esperti, anzi assolutamente fidarsi e affidarsi alle cure di chi di salute se ne intende. So che è difficile anche prendere gli appuntamenti anche con il medico di base, però insomma si riesce a farlo, cercare di essere un po' razionali nelle cose. Veramente diffidiamo dall'andare in cerca delle automedicazioni. E a questo punto, siccome questi due medici hanno detto che a loro piace tantissimo stare qua in trasmissione, vediamo se qualcuno di loro rimane anche nella seconda parte. Dovrei far vedere anche delle immagini che lei ha mandato, dottoressa. Sentiremo anche il dottore. Ora, sì. Ecco, vediamo allora andiamo in pubblicità e poi scopriremo chi rimane e chi non rimane. Pubblicità. Ritorniamo in studio, vi avevo promesso, è rimasta al momento la dottoressa Isabella Lante, ma poi riprenderà anche il posto il dottor Loriano Brugnera. Andremo avanti anche a spiegare e soprattutto fare prevenzione con questa giornata meravigliosa. Ecco, dico anche alla regia, dopo di mandare in onda un'altra volta questa locandina, perché è tutto gratuito, non è che lo troviamo sempre. Eccola qua la locandina, dove potete veramente fare questi check-up importanti, capire come state, però giustamente, lo dico anch'io, faccio un appello: se l'avete già fatto e siete già in cura, cercate di non andare, di lasciare invece che vanno le persone che magari durante la settimana non possono recarsi a fare le visite, che hanno i parenti a casa che li possono portare, oppure quelli che non hanno mai fatto niente, che vogliono capire
come funziona. Saluto anche un altro ospite che è Francesco Gallo, appunto responsabile progetto Ping Pong Inclusivo, grazie di essere qui. Abbiamo anche Francesca Grandi, architetto, 10 anni della Fondazione Gruppo FAI Giovani Vicenza, grazie anche a lei Francesca di essere qui, parleremo sempre di giovani e anche di prevenzione anche con voi. Allora intanto vediamo, continuiamo a vedere le immagini che non ho mandato prima perché non ce l'ho fatta, che poi deve dare il posto al dottor Loriano, di Isabella Lante. Queste immagini, adesso partiamo, tecnologie in Horas. Ecco, qui cosa stiamo vedendo, dottoressa, allora? Qui stiamo vedendo quelli che sono gli attrezzi delle palestre riabilitative, quindi palestre dove abbiamo detto si riabilitano pazienti con patologie cardiovascolari, pazienti con patologie pneumologiche, ma anche pazienti con patologie osteomuscolari oppure di tipo, abbiamo detto, post-traumatico, cerebrolesioni o gravi traumi spinali. Ecco sì, qui la tecnologia si affianca sempre alla presenza comunque di operatori qualificati, in questo caso sono fisioterapisti, terapisti occupazionali, che diciamo così hanno le redini, cioè non affidiamo alla macchina in toto. Certo abbiamo tecnologie avanzate, cerchiamo sempre di essere al passo con i tempi in maniera da essere più performanti possibile, però tengo a precisare che i progetti e i programmi vengano fatti dagli uomini, dai professionisti della sanità. Questo è quanto, insomma, comunque noi abbiamo parecchie palestre all'interno della struttura che hanno tutti dei nomi molto fantasiosi, la Stella Polare, la Sirio, piuttosto che la Zalea, anche proprio per rendere un po' più piacevole e diciamo così accoglienti questi ambienti. Ecco. Stiamo anche rivedendo proprio la struttura dell'ospedale in senso architettonico proprio per rendere sempre più fruibile, agibile, piacevolmente questa, ecco qui infatti vediamo appunto questa, se non sbaglio, questo è il nostro infermiere che si occupa di pneumologia, questo è il DH pneumologico, appunto, dove vengono in giornate i pazienti in regime, appunto si dice di day hospital, per essere riabilitati dopo patologie o perché hanno patologie in corso croniche respiratorie. Qui facciamo parecchi test anche, dalla spirometria alla spirometria semplice, alla spirometria con metacolina, cioè per vedere in maniera più approfondita i disturbi polmonari. Facciamo le polisonnografie, che sono degli esami particolari che servono a valutare le apnee durante il sonno, insomma anche questi sono un problema che è emergente. E questa che vedevamo appunto era il DH pneumologico. In questo momento li abbiamo addirittura uniti, facciamo proprio un DH cardiopolmonare, una riabilitazione cardiopolmonare proprio per mettere insieme questi due apparati importantissimi che sono il cuore e i polmoni strettamente legati. Allora saluto anche il professor Paolo Viti, presidente Federazione Genitori Guariti Pediatrici, grazie anche lei professor Viti di essere qui questa mattina, quante cose impareremo questa mattina, perciò la ringrazio e la saluto. Allora adesso darei la parola anche al nostro ospite per parlare di sport, sport inclusivo, in questo caso il ping pong. Andiamo a vedere il video e poi lo commentiamo. So I stick along, bombs up in the sky, screaming liquor drops, music making ripples in our paper cups, and all we do is fly. Allora abbiamo visto un pezzettino, saluto Francesco Gallo, questo ping pong inclusivo, soprattutto anche la prevenzione, perché per fare sport bisogna anche stare bene. Ecco, voi seguite delle visite, cosa fate? Anche per capire, perché qualsiasi sforzo può essere anche pericoloso se non hai appunto anche la visita, che è importantissima, a mio avviso, che è prevenzione, anche se uno pensa di star bene, l'ha detto anche il dottor Bruniera Loriano, l'importanza di fare questi controlli. Allora sì. Voi cosa fate? Buongiorno a tutti, grazie mille per essere qui. Beh, noi siamo partiti con questo progetto inclusivo dei due comuni tra Silea e Spresiano,
E domenica è stata una bellissima giornata perché abbiamo fatto questo evento all'oratorio di Visanello, infatti li ringrazio per averci ospitato, e abbiamo fatto giocare tutti i ragazzi, da disabilità, ragazzi delle scuole, mamme e papà che giocavano insieme, e c'era il calcetto balilla, c'era il beach, c'era il rugby integrato, e noi abbiamo avuto la possibilità di farci conoscere sempre di più nel territorio tra Visanello e nel Trevigiano, con questo progetto meraviglioso per questi ragazzi di qualsiasi tipo di disabilità. E come dicevi tu, sì, sono monitorati già dalle case tipo Casa di Bambù, Casa di Nazareth, Casa di Masetto. Loro tutto l'anno sono monitorati con i certificati, con le visite, e sono comunque idonei per giocare a ping pong, anche perché per loro lo sforzo non è così come giocare a calcio, come arrampicarsi. Gli diamo la soddisfazione, poverini, di star bene con noi, con la racchetta, con la pallina, di dargli quella giornata di serenità, di felicità e di sentirsi soprattutto partecipi di questo progetto e uguali a noi. Allora saluto appunto il professor Vitti. Professore, cosa ne pensa? Ecco, forse lei non ha seguito la prima parte, abbiamo parlato molto anche col dottor Loriano Bruniera, che poi prenderà il posto della dottoressa Isabella Lante, della prevenzione, di capire quando questo problema è in casa, che il tuo figlio non sta bene, ecco, questa soprattutto ai maschi che si fanno fatica a curarsi, i bambini, i ragazzini, si portano più le ragazzine dal ginecologo che no i ragazzi dove dovrebbero essere portati. Cosa ci dice, dottore? Soprattutto la guarigione, l'importanza della guarigione grazie anche alla scienza, alla ricerca che ha fatto passi veramente da gigante per questo. Prego, professor Vitti. Allora, guardi, a parte il fatto che adesso parlerò anch'io di una cosa inclusiva, perché anche noi abbiamo fatto recentissimamente una cosa sportiva, ne parliamo dopo. Allora, intanto affrontiamo il problema. Allora, per quanto riguarda l'oncologia pediatrica, noi raccomandiamo a tutti i pediatri, siamo in contatto con tutte le organizzazioni dei pediatri, di mandarli subito, in caso di qualche dubbio, di mandarli subito a un pronto soccorso pediatrico, e dal pronto soccorso pediatrico poi mandarli magari dove c'è la specializzazione, in modo che di prendere per tempo qualsiasi forma di oncologia. Lei capisce perfettamente che se noi interveniamo subito la possibilità di guarigione è molto 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 più alta che se arriviamo tardi. Quindi la preoccupazione prima è sollecitare i genitori a far sì che se c'è qualche avvisaglia di andare al pronto soccorso oncologico pediatrico, ce ne sono in tutte le città, per cui è vero che una mamma ha titubanza a dire come vado all'oncologico, sì, porta all'oncologico per toglierti questo dubbio che quella cosa non c'è. Quindi il primo passaggio è quello. È chiaro che una volta che purtroppo il problema oncologico c'è, e ripeto, più o meno in Italia si ammalano di oncologia pediatrica 2.500 bambini, tra bambini e adolescenti, ed è un numero molto alto per quello che ci riguarda, perché stiamo parlando di bambini. È chiaro che se ci riferiamo agli adulti i nostri numeri sono quasi del tutto insignificanti, però 2.500 bambini sono veramente, veramente tanti. Dopo la cura ovviamente c'è la riabilitazione, c'è una riabilitazione di tipo psicologico che è importantissima, e una riabilitazione anche di tipo motorio. Queste riabilitazioni ormai in quasi tutti gli ospedali vengono effettuate. Le associazioni che fanno parte di FIACOP quasi sempre hanno all'interno dei fisioterapisti nelle loro strutture, che prestano al Servizio Sanitario Nazionale le risorse per poter fare questo tipo di attività. Adesso professor Vitti, mi scusi se faccio questa parentesi, mi sente, professore? Allora, noi avevamo selezionato un gruppo di ragazzi provenienti da tutta Italia, c'era uno di Torino, uno di Napoli, uno della Calabria, uno delle Marche, uno dell'Emilia, ragazzi con protesi, e li abbiamo portati a Roma al centro FISPES, che è il Centro Paraolimpici Nazionali.
Qual era lo scopo? Non era certo quello di creare un grande campione dello sport, ma il nostro progetto si chiamava Fatemi provare, si chiama. Noi continueremo questo percorso molto importante e quindi l'accordo con la FISPS, che è la Federazione Italiana Sport Paralimpici, è quello di creare in tutte le città un punto di appoggio per questi ragazzi che hanno disabilità importanti. Ovviamente noi ci occupiamo di oncologia pediatrica, quindi disabilità importanti derivati dall'oncologia, che può essere neurologica, che può essere fisica, che può essere di vario tipo, insomma. Molto Quindi chiaro, qual è professor l'obiettivo? Vitti, mi L'obiettivo sente, è togliere questi professore? bambini Mi giunge la mia dal voce, computer, professore? dai giochi, Chiedo alla da regia queste perché non cose, riesco a e interloquire col portarli professore. insieme ad altri. Professore, mi sente adesso? E sono diversi. No, non mi Invece, sente. Allora, per quando cortesia, vanno, passiamo un quando stanno tra attimino, loro, invece salutiamo finché ripristiniamo i collegamenti, perché sennò non riesco ad andare avanti. Allora saluto appunto Francesca che si occupa di bellezza, Francesca Grandi, questo architetto con questa importante fondazione. Andiamo a vedere la bellezza, allora andiamo a vedere Padova, Bellezze Fai, e poi le commentiamo con Francesca, con questo architetto. Andiamo a vedere. Bellezze da scoprire che fanno parte del nostro patrimonio. Sono 6 luoghi in città e provincia che verranno aperti durante la Domenica del FAI grazie ai volontari. La sede della Camera di Commercio in Piazza Insurrezione, dove sono conservate le unità di misura del Novecento, la chiesa di San Daniele, il collegio Gregorianum nel quartiere Forcellini, Palazzo Dondi dell'Orologio in via Cesare Battisti, Villa Pacchierotti a Limena e la meravigliosa Villa Vescovi a Luvigliano, con attività mai proposte prima. Vi aspetta con un programma che è unico, mai avuto nelle precedenti edizioni, quindi non solo la possibilità di visitare la villa in maniera autonoma, senza prenotazione, con le classiche visite guidate standard, abbiamo una serie di esperienze che non sono mai fruibili, sono lì in questi 2 giorni, quindi la visita per gli iscritti FAI delle residenze di Charme, uno speciale tè delle 5 con la governante, gli apicoltori che raccontano il lavoro degli apicoltori in villa, le visite con il direttore che farò io in una persona nella sola giornata di domenica, o delle passeggiate nel Brolo con il giardiniere, quindi alla viva voce di chi lavora nel verde, una passeggiata nei 3 ettari e mezzo del nostro parco agricolo. Villa Vescovi è un gioiello del FAI apprezzato a livello europeo. Far amare i beni culturali d'Italia, ma per far amare i beni culturali d'Italia il presupposto di partenza è che si conoscano. Le giornate FAI di primavera servono proprio a questa. È un patrimonio di tutti gli italiani, e ognuno di noi deve onorarlo. Allora, sentiamo cosa ne pensa Francesca Grandi, architetto di questo patrimonio meraviglioso che abbiamo la fortuna di avere. Francesca, io però vorrei toccare un tasto dolente. Allora, sono stata in gita, abbiamo fatto una gita bellissima qui, diversamente giovani, lei non solo, e siamo andati a Venezia, abbiamo toccato le varie isole, Malamocco, Pellestrina, poi siamo arrivati a Chioggia, Cavallino Treporti, abbiamo proprio fatto una gita meravigliosa. Quello che mi ha colpito, Francesca, sono queste isolette, tantissime, con questi edifici enormi, meravigliosi, completamente abbandonati. Allora, Francesca, il FAI, qua è la mia curiosità, potrebbe intervenire per far capire l'importanza di questo patrimonio culturale? Perché là c'è la storia, la vera storia di una Venezia che non si conosce, che c'era però, abitata, e di far rivivere queste residenze, questi enormi edifici. Non penso neanche che siano tutti a pezzi, prima di aspettare che arrivi il giapponese, il cinese che si prende l'isola e fa un altro resort, 8, 9, 10 stelle ormai, perché le stelle ormai non si contano più, e pensare invece a quell'accoglienza ai diversamente giovani, ai ragazzi che vanno all'università con degli ostelli, a trovare una soluzione, perché nel silenzio totale di tutti noi, perché non ci fanno mai vedere niente, per fortuna che poi c'è il FAI che fa vedere anche quello che non vediamo, che non conosciamo, grazie anche a queste figure molto importanti, anche di imprenditori privati che realizzano il sogno della loro vita ristrutturando
ecco, queste meraviglie, sono i nuovi mecenati anche dell'arte. Cosa dice, architetto? Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità. Allora, io sono un volontario del FAI. 10 anni fa abbiamo fondato questo gruppo FAI Giovani a Vicenza, che appunto a settembre, proprio questo mese, festeggia il decennale, e effettivamente siamo partiti proprio come un gruppo spontaneo di giovani che aveva gli stessi interessi per la tutela del patrimonio architettonico, ambientale del nostro paese. Ma quando noi diciamo così e pensiamo agli edifici, ai parchi, ai giardini, alle ville, sicuramente pensiamo alla nostra storia, alle nostre tradizioni, però mi viene sempre in mente quello che ha detto il nostro presidente Andrea Carandini qualche anno fa, quando disse: sì, noi abbiamo un patrimonio enorme, ma il nostro patrimonio più importante è quello dei volontari. E questa è una cosa che mi ha sempre fatto molto riflettere, perché il motivo per il quale effettivamente io mi ero avvicinata ad altre persone per creare questa attività, che in realtà esiste da 50 anni, perché il FAI è stato fondato, il Fondo Ambiente Italiano è stato fondato nel 1975, quindi è qualcosa che ha avuto una sua evoluzione e a sua volta è partito da un gruppo di giovani studenti, come eravamo noi. La cosa interessante è che questo progetto, che oggi conta più di 12.000 volontari sul territorio nazionale, ci dà proprio la possibilità di scoprire queste meraviglie nascoste, e sono proprio queste persone di ogni età, di ogni provenienza, anche di ogni formazione, perché non sono solo le persone che si sono dedicate allo studio dei beni culturali, dell'arte, dell'architettura, ma sono anche persone che hanno fatto studi non necessariamente collegati al patrimonio, come dicevamo, architettonico, artistico, ambientale, e che hanno l'interesse di scoprire questi tesori. Noi le chiamiamo gemme nascoste, questi gioielli che noi effettivamente siamo onorati di avere nel nostro territorio. Cosa fare per valorizzare questi beni? Allora, anzitutto accorgersene, conoscere la storia di questi beni. Noi molto spesso ci rivolgiamo alle persone del luogo, agli storici, studiamo la letteratura, la bibliografia per cercare di capire di più di questi luoghi che, insomma, normalmente interessano la nostra attenzione proprio perché sono sconosciuti, non sono accessibili, sono chiusi, sono talvolta abbandonati. E poi cerchiamo la possibilità di aprirli al pubblico grazie alle giornate FAI che voi ricordavate, ma anche non solo grazie alle giornate nazionali, ma anche grazie ad una serie di eventi che si sviluppano durante l'anno. Ecco che i giovani possono essere impegnati, lo dico con affetto, nel senso che è un impegno felice, è un impegno gioioso che ci mette a fare delle attività che sicuramente sono molto formative, che ci permettono di conoscere altre persone e che poi ci rimangono nel cuore. Io ho dei ricordi straordinari di questi primi 10 anni e penso che sia importante la condivisione. Molto chiara, Francesca, il problema è vedere se rilasceranno anche arrivare molto più in là, perché è grazie al mondo del volontariato che veramente si sostiene anche la bellezza, l'arte e la cultura in Italia. Se riusciamo a vedere anche certe meraviglie che abbiamo è grazie a questi volontari che tengono aperto, che chiudono, che si impegnano a zero, perché il volontario è sempre a 0 lire. Ecco, capite che forse qualcuno deve attenzionare molto di più queste figure, queste nuove figure che sono i nostri giovani impegnati, che veramente stanno cercando di dare il meglio di loro stessi per una cittadinanza attiva, per una bella comunità. Ecco, io sono convinta, Francesca, che anche tutti quei ragazzi che prendono anche delle devianze, che pensano di essere veramente i più fighi del mondo, e permettetemi di ricordare quel bambino che si è suicidato perché qualcuno non ha capito la gravità della situazione,
io vedere questo papà, questi genitori ieri, questo strazio, e ancora che si rimboccano le maniche per altri genitori perché non succeda più. Pensate alla disperazione di questa creatura che magari per qualcuno era un gioco assurdo, ma era un gioco, e lui invece aveva una certa sensibilità. Avete visto gli animali, avete visto la musica, ecco qua la sensibilità, e non è stato capito. Adesso tutti passeranno il cerino, però questi genitori non rivedranno più il loro figlio, non lo rivedranno più, e questa creatura non potrà più rivedere quello che lui amava perché qualcuno non si è accorto in tempo. Allora, mi scusi professor Vitti, cosa ne pensa questa terribile notizia, una delle tante, perché ne sentiamo spesso, di questi bambini che si suicidano perché non riescono più a sopportare il male che qualcuno gli sta facendo. Ecco, anche qua dobbiamo fare prevenzione, non è solo la malattia, è anche qualcos'altro che comincia a preoccuparci, questo silenzio, questa solitudine che la famiglia non riesce a capire. Però questo papà dice: io mi recavo a scuola, lo dicevo, adesso vedremo come avrà a finire e vedremo a chi passerà il cerino finale, se è ancora acceso. Professor Vitti, cosa dice lei? Microfono, professore, prima. Apre Pronto, il microfono. Mi sente? Sì, adesso sì, speriamo bene. Prego, professore. Allora, dicevo, io sono convinto che la scuola debba essere al primo posto in questo impegno. E invece la scuola mi sembra che tenda ad allontanarli. Ultimamente vedo un atteggiamento che non è secondo me proprio adeguato. È chiaro che questa gioventù è meno seguita dai genitori, inutile ce lo nascondiamo, perché le famiglie sono impegnate con i lavori, ormai si lavora in due e quindi fino alle 5 alle 6 del pomeriggio fino alle 5-6 del pomeriggio praticamente i genitori non ci sono, e quindi i ragazzi sono praticamente molto soli. Nella scuola c'è questa forma di bullismo che spesso è molto forte, cioè non è il primo bambino che si suicida. Una volta c'era anche, diciamo, si andava anche alla chiesa perché si giocava, c'erano i campi di calcio e compagnia bella. Oggi io vedo che anche intorno alle chiese i campi di calcio ci sono ancora, ma i ragazzi non ci vanno. Cosa si può fare? Bisogna ricominciare da capo, cioè insegnare innanzitutto agli insegnanti a fare i corsi per capire qual è il problema dei ragazzi. Tanto loro se ne rendono conto, non è che non se ne rendono conto. Loro si rendono conto, però probabilmente non hanno gli strumenti per poter intervenire. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, l'insegnamento ai genitori non si fa, cioè è una scuola che non esiste, però invece anche questi dovrebbero essere più sensibilizzati. Però onestamente io la palla di vetro non ce l'ho, io non so come. Ma non ce l'ha mica nessuno, sa la palla di vetro, professor Vitti. Il problema è che tanti progetti, ad esempio per quanto riguarda lo sport, per aiutare anche questi ragazzi non vengono presi in considerazione, perché alla fine, qua adesso mi rivolgo a Francesco Gallo, non ci sono mai soldi, è sempre una questione di soldi. Ecco, io non posso portare avanti questi progetti perché non ho la possibilità economica di farlo, e questo riguarda gli amministratori locali, però dove vogliono i soldi poi se li trovano. Ecco, però poi c'è il mondo del volontariato, dello sport. Francesco, tu ne sai qualcosa, stai cercando di mettercela tutta. Ecco, rivediamo anche la locandina che ha portato Francesco Gallo di queste giornate importanti, però è arrivare a capire che forse dobbiamo fare quel passo in più di essere noi andare a prendere questi ragazzi, perché da soli non arriveranno mai. Dobbiamo riuscire a intercettare nel momento che escono dalle scuole questi ragazzi, perché la letterina in classe, ecco, va benissimo, però dopo bisogna intrigarli quando escono, non c'è niente da fare. Prego.
Sì, no, io intanto volevo ringraziare anche la collaborazione di 2 allenatori che sono con me, di Alessandro Zanatta e Luca Pozzebon, perché senza di loro questo aiuto, anche questo confronto quotidiano, la spalla che mi danno, il portare avanti e crederci in questo progetto è una cosa meravigliosa, come anche lo sponsor che abbiamo trovato di questa birreria Trevision, di Fabio, che lo ringrazio fin dall'inizio per aver creato ancora prima che nascesse questo progetto, il crederci per aiutare come volontariato i ragazzi bisognosi. Come Vediamo anche le foto per cortesia che ha mandato Francesco Gallo, prego. Sì, come dici tu, noi domani incominciamo i corsi dai 6 anni in su, portando questo progetto nelle scuole, che è aperto a tutti, facciamo il mercoledì e il venerdì. No, il corso i genitori lo pagano per i bambini. Quanto costa? Dipende da quante volte fai. Diciamo. Vai da una volta paghi 10 euro, 2 volte paghi 20 euro, poi hai la possibilità di fare anche le 3 volte. Comunque da 10 euro in su. Ecco Sì. qua. Però l'importante secondo me non è neanche focalizzarci sul prezzo, è dare l'attenzione per dare la possibilità a questi bambini di trovare dopo la scuola, come ti dicevo tempo fa, di perdersi via in cose che non hanno senso. Fare di nuovo fratellanza, unione, fare squadra. E il sabato mattina nel centro sociale di Sprasiano, con la collaborazione anche del Parco dei Morelli di Silea, abbiamo questi sabati alterni dove diamo la possibilità ai ragazzi delle case di bambù con le loro disabilità di affrontare la mattina sereni, felici, avvicinandosi al tavolo del ping pong. Abbiamo Franco dalla provincia di Padova. Ciao Franco. Buongiorno a voi signori, bellissima iniziativa, buongiorno. Buongiorno. Grazie per avermi concesso di parlare con voi in questo momento. Ecco, io ho visto proprio questo fattore qua che dicevate prima dei ragazzi a scuola, che c'è stato proprio purtroppo questo suicidio qua dei ragazzi di 15 anni, e io come genitore sono impietrito perché io ho 8 figli per femmine e un maschietto di 12 anni. Non abbiamo mai incontrato questo problema con le nostre figlie di bullismo, scusate se cambio il discorso anche in base a quello che stava dicendo il vostro collega pochi secondi fa. Però sono impedito da questa notizia qua perché non vedo la forza delle istituzioni, cioè un ragazzo dopo 15, i genitori dopo 15 denunce dovevano prendere provvedimenti molto più seri prima, perché non è assurdo. Anch'io vengo dall'emergenza abitativa perché non ho lavoro e purtroppo la mia età, 61 anni, faccio fatica a trovarmi per le politiche del governo, comunque un discorso a parte. Tornando al discorso dei ragazzi, è un problema perché anch'io con mio figlio che ha 16 anni, per fortuna qua abitiamo noi in provincia di Padova a Pernuglia, non abbiamo questo problema qua al momento, ma abbiamo molti enti comunitari che potrebbero preoccuparsi, però per il momento ho tutto bene perché cerchiamo di inserire, come diceva giustamente il suo collega, i ragazzi in iniziative del comune che sono molto attente, molto attive e molto precise, ben controllati. Tornando al discorso del ragazzo suicidato, con 15 denunce prendi provvedimenti molto più seri perché cambi paese, cambi scuola, dopo cerchi di dati da fare per poter cambi, togli il cellulare o lo tieni perfettamente controllato perché i ragazzi al giorno d'oggi non sanno dove camminano col cellulare in mano purtroppo. E poi innanzitutto, scusate anche se sono un pochettino forte, come la mia affermazione è un po' forte, però io compro un fucile a pompe e lo carico a sale duro e io lo tiro sulle gambe perché non si può perdere la vita a 15 anni. Assolutamente, per tutti i ragazzi che si suicidano vuol dire che ci sono problemi dietro che i genitori non hanno ascoltato. Anche di questa cosa qua me ne faccio carico, se metti un discorso un po' forte. Io con 8 figlie non mi sono mai permesso di non avere attenzione al riguardo delle mie figlie quando erano infanti, piccoline, o di essere disattento quando le porto all'asilo, quando le porto a scuola. Cioè, perché un genitore vede, ma la mamma guarda. Cioè il papà guarda, ma la mamma vede, ho sbagliato, è differente.
Grazie Franco, molto chiaro, devo andare avanti, ma sei stato chiarissimo, ti ringrazio anche per quello che hai detto. È molto importante, sai, quello che hai detto. Io ho 8 figli, ma sono preoccupato anche nel vedere, ecco, cosa sta succedendo. Qua stiamo cercando di fare prevenzione prima che accada ancora. Il problema è capire chi riesce a capire questa cosa della prevenzione che va fatta prima, va fatta in famiglia, va fatta a scuola, va fatta dopo col mondo del volontariato. Prima Francesco Gallo dicevi non è una questione di soldi, no, io te lo posso assicurare che è anche una questione di soldi. Io ho un banco alimentare e delle volte addirittura devo portare a casa la spesa perché non hanno neanche €1 per prendere l'autobus. Queste sono famiglie che vengono al banco solidale, pensa tu se hanno i soldi da fare i corsi, però fortunatamente qualcuno ci pensa perché c'è sempre qualcuno poi che riesce a gestire queste cose ed è il mondo del volontariato, quello puro, però quello che non fa pagare, che va a prendere anche questi ragazzi coi pulmini, che li porta. C'è anche questo mondo, non c'è solo un mondo a pagamento. Il problema è che non ci uniamo, non facciamo forza, ognuno siamo divisi, chi è il più bello, il più forte, chi ha più sponsor, chi ha più soldi, chi ha più conoscenze politiche, e si va avanti così. Noi abbiamo cercato di creare questo villaggio delle associazioni, adesso vedremo, faremo un'altra riunione qui a settembre proprio in questo parco dei Moreri, molto bello, molto importante. Qua bisogna ringraziare anche la sindaca Rossella Cendron e l'assessore sociale Francesco Biasin, perché ce la stanno mettendo veramente tutta, non da adesso, per far capire l'importanza dell'accoglienza per questi bambini, per questi ragazzi. Ma se poi la famiglia non arriva, il bambino da solo, il ragazzino non ci arriva, dobbiamo prenderli per mano con chi sa prenderli, perché bisogna anche sapere intercettare questi ragazzi. Parlano un'altra lingua, vivono un altro mondo che non è da tutti. Dottoressa, come commenta, poi ci saluta e diamo lo spazio anche al dottor Bruniera. Certo, la notizia è stata bruttissima e devastante per tutti. Anch'io ho 3 figli che adesso sono grandi, però ho avuto grandi preoccupazioni nel vederli crescere bene, per fortuna, ma la loro fortuna è stata anche di vivere in un paese piccolo, con i nonni vicino, con la parrocchia vicino. Adesso tutto passa un po' di moda, però voglio dire proprio quell'ambiente familiare che li ha un po' protetti, e anche questo che dobbiamo un po' pensare a ricostruire, e anche poi a nostra volta noi fortunati che non abbiamo avuto grossi problemi a dedicarci anche un pochino noi in prima persona al volontariato, noi che magari abbiamo vissuto delle esperienze, noi che siamo genitori, che siamo professionisti, cerchiamo un po' di avvicinarci di più a questi ragazzi. Vede dottoressa, il problema grande è che non abbiamo i giovani nel mondo del volontariato, ma a mio avviso non perché non vogliono fare, è perché non li abbiamo intrigati. Bravissima. Sì, la letterina in classe, ma dopo, se io parlo col presidente della consulta giovane e non sa neppure cos'è un CEOD, capisce bene che Francesco Gallo non ci siamo proprio. Come fai a non capire e non sapere cos'è un CEOD? Ma il grande problema è che gli ho chiesto anche il professore presente, non lo sapeva neanche lui. Capisce che il metodo Montessori, questo metodo che veramente ci ha portato in Europa, tutti ci copiavano, poi l'hanno messo da parte, l'hanno abbandonato per portare una didattica che non si può vivere solo di didattica. Il ragazzo è molto più avanti, il ragazzo ha bisogno di fare delle esperienze nuove, di essere intrigato con la manualità. Ma chi è che gli insegna la manualità, che non ci sono neppure i corsi e le scuole di formazione, pochissime. Dottoressa, come ci saluta? Vi saluto intanto ringraziandovi e davvero perché riuscite ad avvicinare alla gente quello che è il mondo, anche degli esperti e anche soprattutto di chi mette il cuore a favore della comunità. Vi ringrazio tanto. Grazie veramente alla dottoressa Isabella Lante, sì, che non sbagliamo anche nome, e adesso prenderà appunto il posto il dottor Loriano Bruniera. Andiamo a vedere Campese Sera con il FAI, poi lo commentiamo. Campese Sera.
troviamo all'interno del chiostro del monastero di Campese di Bassano. Perché? Perché questo luogo, e nello specifico i testi antichi custoditi in questo luogo, hanno raggiunto un 4° posto a livello nazionale come luoghi del cuore promossi dal FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano. Con me Maria Rosa Zanotto, la referente bassanese del FAI, pensando anche che questo luogo del cuore è il primo a livello veneto. Tanta soddisfazione e un gran lavoro di squadra, Maria Rosa Zanotto. Beh, soddisfazione infinita. Su questo non ci piove. Un lavoro di squadra, soprattutto un lavoro di squadra, perché se non avessimo avuto il comitato di Campese, che si sono veramente dati anima e corpo, tutto quello che potevano, non avremmo raggiunto questi risultati. Noi come FAI, diciamo, abbiamo la soddisfazione di avere intuito da subito che questo bene difficile da proporre, perché chiuso in una stanza, in un monastero insomma poco conosciuto, e soprattutto che non potevamo far vedere, per cui la gente ha votato su fiducia. Questi testi antichi necessitano di un restauro. I lavori adesso come procederanno? Noi acquisiremo tutte le autorizzazioni della sovrintendenza, perché sono libri storici, dopodiché abbiamo già contattato degli specialisti per il restauro che faranno questi lavori, ma noi pensiamo che a breve, nel giro di qualche mese, i libri saranno rimessi, non dico a nuovo, ma comunque ben risanati, perché la nostra idea, il nostro desiderio è che la gente venga e li possa vedere. Un'ultima battuta, varcando la soglia della chiesa del monastero di Santa Croce si varca una porta santa, dobbiamo ricordare anche questo. Laterale alla porta principale c'è una porticina che si entra dentro e davanti troverete un battistero stupendo, e quella è la porta santa, dove con buone intenzioni ferme che poi si seguirà si potrà avere la remissione dei propri peccati e di conseguenza uscire migliori di come si è entrati. Allora, sentiamo architetto Grandi come commenta questo bellissimo servizio, queste immagini. Pensate, mi sembrava di sentire il profumo di quei libri. Ecco, mi sembrava proprio, non ho fatto talmente bene questo servizio, sembrava proprio di essere là e sentire questo profumo antico. Prego, architetto. Devo dire che conosco il progetto ed era da molti anni che la capodelegazione stava lavorando proprio a questi risultati. Anche qui si è citato il progetto I luoghi del cuore, c'è una votazione che viene operata da tutti i cittadini che possono votare online un luogo che a loro sta particolarmente a cuore, molto spesso un luogo sconosciuto, come dicevamo. E ancora qui c'è un'istituzione che si avvicina alla comunità, che si avvicina alla cittadinanza, e i cittadini possono fare operativamente qualcosa. Può essere un semplice click, come può anche essere quello di organizzare delle attività didattiche che noi proponiamo in quasi tutti gli eventi che apriamo, in cui abbiamo delle aperture al pubblico, e questo è anche un modo per coinvolgere i bambini. Si parla dei giovani, ma bisogna partire prima, si parlava di prevenzione e effettivamente i bambini devono essere impegnati, è proprio il fatto di coinvolgerli proprio fisicamente, è una cosa che a loro, lo sappiamo tutti, piace tantissimo, e quando li vediamo impegnati nel laboratorio didattico, che è organizzato anche da delle cooperative che fanno questo, da delle società che fanno questo proprio di professione, ecco che noi collaboriamo con loro e abbiamo il coinvolgimento dei bambini. I ragazzi degli istituti e delle scuole, sia primaria, secondaria, primo grado, secondo grado, si vedono coinvolti in queste attività. Non solo, ma la secondaria di secondo grado, quindi l'istituto superiore, può partecipare al progetto Apprendista Cicerone, cioè può fare da guida presso questi beni che noi apriamo al pubblico. Ecco che entriamo nelle scuole per coinvolgere questi ragazzi. Non c'è nulla di più bello di vedere i ragazzi che non solo apprendono una lezione, ma sono loro stessi a farla, ed è il lavoro che li impegna e che probabilmente li allontana da delle strade che potrebbero essere altrimenti sbagliate. Molto chiaro, architetto Grandi, la ringrazio. Dottor Bruniera, Grazie. ma anche noi siamo un'opera d'arte, il corpo umano è un'opera d'arte, però ecco, siamo intrigati da questa opera d'arte, però anche chi non può andare a scuola o a casa avrebbe piacere di conoscerlo sempre di più. Ad esempio il cervello non è stato ancora scoperto del tutto ed è questa meraviglia che abbiamo qua.
abbiamo conosciuto degli organi importanti, lei spiegava veramente l'importanza del cuore, di spiegare, di far vedere, perché veramente anche noi siamo un'opera d'arte, però ce lo dimentichiamo, i ragazzi hanno poco rispetto per questa opera d'arte. Ecco, forse dobbiamo intrigarli di più per rispettare di più il loro corpo. Cosa dice, dottor Bruniera? Quasi di sicuro concordo con lei, difatti noi entriamo nelle scuole con la dottoressa Dal Corso Lorenza, che è la responsabile dei ricoveri diurni, della riabilitazione, porta un cuore, noi portiamo un cuore vero in classe. Proprio un cuore vero, lo prendiamo la mattina, lo ordiniamo prima in macelleria e lo portiamo in classe. Prima bisogna sempre con le maestre, bisogna concordare se si può, perché sa che sulle classi ci sono multi etnici, c'è quello che non vuole vedere la calcia e quello esce tranquillamente e non c'è problema. Però vedere i bambini, gli diamo i guanti. Apriamo il cuore, sarà brutto forse da parlare così, però si fa così. No, visto che questi vogliono emozioni forti, diamo le emozioni forti, si apre il cuore e mettono il dito dentro le valvole, che ci sono due valvole, sulla aorta, vanno e sono contenti perché vedono e dopo, come ho detto prima, facciamo la rassegna dei disegni, c'è una verifica e c'è la verifica del cuore, anatomicamente il cuore è quasi sempre perfetto dopo queste lezioni, perché c'è la realtà del cuore che non è virtuale e c'è la realtà di toccare le cose. Questo è quello che noi facciamo ancora da tanto tempo e che cerchiamo di farlo ancora di più, non digitalizzare il cuore con il dito che viene, come si chiama, digitalizzato con l'intelligenza artificiale, eccetera. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa Francesco Gallo di questo sport molto importante, il ping pong, soprattutto di questi ragazzini. Sentiamo dall'angolazione tua cosa vedi, chi sono questi ragazzi che arrivano, come sono, se hanno voglia di continuare, se altri lasciano, perché poi c'è anche questo. Io ho avuto il presidente della Canottiere Sile che ha detto sì, arrivano, ma poi voglio provare un altro sport, anche se la famiglia ha già pagato quel percorso sportivo, ma mi sono stancato, voglio cambiare. No, tu devi stare là a finire anche questo percorso, visto che l'hai pagato, e poi eventualmente decidi. Ecco, cosa vedi? Questo prendo e lascio e prendo, coi familiari naturalmente sempre d'accordo, forse anche qualche familiare dovrebbe iniziare, quei genitori, ve lo dico io, anche voi nonni, qualche no, guardate che dovrebbe iniziare a far bene, non a far male. No, allora, secondo me, di quello che io ho visto, soprattutto con la festa di sabato e negli altri open day, i ragazzi di scuola che vengono accompagnati dalle mamme sono molto curiosi di questo sport. Ovviamente dal ragazzino più piccolo a quello più grande c'è diversità, perché quello più grande magari ha già avuto un po' più esperienza, fa il tennis, fa anche il nuoto e dunque è già più propenso ad avvicinarsi a una realtà nuovo come il ping pong. I piccolini, ci sono quelli che sono entusiasti e curiosi di provare, poi ovviamente magari quello di 6-7 anni devi dargli tempo per crescere e per abituarsi in una realtà nuova. Invece sono molto contento per quanto riguarda i ragazzi inclusivi, li vedo sempre più felici, vengono costantemente, non hanno saltato un sabato. Anche questa cosa che nascerà il 28 di settembre, che ci hanno invitato a Treviso, questa manifestazione stupenda per gli 80 anni del CSI, in cui avremo la possibilità con 2 tavoli da ping pong far vedere che il ragazzo disabile non è diverso dal normodotato, può farcela e anzi può avere dei risultati meravigliosi con questo sport e anche con altri sport. E questa secondo me è una cosa meravigliosa che ci aspetta e siamo entusiasti di intraprendere per questi ragazzi che durante magari l'anno dentro nelle loro case soffrono, invece con noi stanno veramente diventando felici. Questa è una cosa meravigliosa che va un premio a tutti noi e a tutti i miei collaboratori che lo stiamo portando avanti con entusiasmo giorno per giorno, perché c'è un lavoro dietro di squadra stupendo e senza di loro tutto questo non potrebbe essere nato. Allora adesso passiamo invece al professor Vitti. Professore, cosa vuole dire? Come ci saluta? Ormai siamo in chiusura.
Ecco, che messaggio vuole lanciare questa mattina anche lei con questa importante associazione che avete messo in piedi? Prego, professor Vitti. Due commenti. Uno è quello del volontariato. Lei prima ha detto che è difficile avere i giovani tra i volontari. Noi ne abbiamo tanti di volontari giovani che peschiamo normalmente presso l'università, cioè sono studenti fuori sede probabilmente molti, che riusciamo a coinvolgere nelle attività delle associazioni, e questo le assicuro che è un contributo importantissimo di giovani diciamo dai 20 ai 23 anni che si impegnano molto in attività di volontariato. Il secondo commento è quello sullo sport. Io prima ho parlato di un progetto nostro, non so se siete riusciti a sentirlo, che è stato quello di portare i bambini con disabilità importanti presso il FISPES, la Federazione Nazionale Paralimpica. Noi abbiamo raccolto 5-6 ragazzi italiani dal Piemonte fino alla Calabria e li abbiamo portati a Roma, a questo centro FISPES, proprio per lanciare questa campagna importante che la disabilità deve essere legata allo sport il più possibile, e in questo stiamo lavorando col CONI e con la FISPES. Vede, professor Vitti, mi sa che dovremmo spostarci tutti a Roma col villaggio delle associazioni, perché se lei dice che voi avete tanti giovani, io lo posso assicurare, e qui di associazioni nella mia trasmissione ne passano veramente tante, noi non li abbiamo. A parte qualche raro caso, purtroppo il mondo del volontariato dalle nostre parti, nel profondo nord, è fatto di diversamente giovani. E questo fa molto male pensare. Pensi che ho avuto un'associazione, Una mano per un sorriso for children, con la sua presidente Paola Viola, che porta questi ragazzi in una delle più grandi discariche del mondo in Kenya, dove ha costruito una scuola che dice: a Treviso non ho neanche un volontario, un ragazzo di Treviso, e lei è una trevigiana. Capisce che siamo due mondi completamente diversi, Roma è Roma. E qui invece è un'altra cosa. Professore, è inutile che ce la giriamo, questi sono i numeri che io posso dare nella mia città, nella sua città sarà diverso, però qua purtroppo è così. Dottor Brugnera, cosa dice? Anche nel vostro mondo, ecco, spostarci? Noi abbiamo alzato un po' meno di target, anche perché i nostri volontari hanno anche un po' di problemi cardiaci, allora c'è qualcuno che ogni tanto ci lascia, eccetera. Quindi abbiamo un problema se non è in forte, più. Ma veramente poco forte, il dottor Brugnera. Sa toccare i temi delicati con l'ironia che ci vuole. Io ho una mia impressione, è una mia idea. Noi facciamo molta fatica a trovare i volontari, ma perché? Prendiamo, allora non è una guerra tra poveri, prendiamo la Croce Rossa, ha molti più volontari, molto più, si sono giovani, ma perché secondo me, questa è la mia idea, sono ben vestiti, hanno la tutina, hanno la Croce Rossa dietro, ci hanno scritto c'è Kid Doctor, c'è Surf, c'è questo, c'è l'altro, e dopo intervengono sulle emergenze, come dire, quando c'è qualcuno che si dà botte sono primi col telefonino a riprendere, quindi intervengono, quindi sono molto più stimolati. Da me c'è una felpa, andiamo sulle piazze, facciamo i stick, accompagniamo, misuriamo la pressione, forse ci vedono meno, queste trasmissioni servono per farci vedere. Bene, dottor Brugnera, io dico sempre, e ho avuto anche la Presidente della Croce Rossa, che ringrazio, che ci ha anche premiato come Veneti Schiacciati, perché nel momento del Covid li abbiamo supportati, perciò a livello nazionale è arrivato questo riconoscimento, che ringrazio veramente la Presidente Cardarelli, Simona Cardarelli. Il problema che io dico è che la Croce Rossa li intriga, nel senso che li fa agire, cioè fa mettere le mani
nel pezzo. Allora, i ragazzi di oggi vogliono mettere le mani nel pezzo, vogliono muoversi, vogliono imparare. Vi ricordate quel ragazzo che ha soccorso quella persona che era caduta in strada, che ha fatto il primo intervento, ecco, appunto, che ha cercato di far partire questo cuore e ha detto: io l'avevo imparato a scuola e quando è caduta questa persona ho cercato di fare quello che dovevo fare, che avevo imparato, era la prima volta. Capite che poi questi ragazzi devono fare il passo più in là, come dice lei, e per intrigarli bisogna fargli fare le cose, sbagliano ma intanto imparano, facciamoli sbagliare per imparare. Cosa dice Francesco Gallo? Anche lo sport è la stessa cosa. Sì, facciamoli imparare, sì, è vero, sono d'accordo con te, bisogna appunto fargli imparare, no? Perché tu poi dall'errore cresci, impari e poi ti puoi migliorare e poi crescere sempre di più e questo vale per tutto quanto, dallo sport, da tutto quanto, può essere una cosa di vita, insomma, importante su tutto. E anche perché può arrivare anche la passione che non pensavi di avere, Sì. nel momento però che sei intrigato può arrivare anche questa passione. Ci metti di più, no? Ci Nel metti cuore, di più, può arrivare la creatività che non sapevi di averla. Sì. Ecco, sentiamo anche l'architetto, per la creatività, lei poi è anche un architetto, la creatività bisogna anche saperla tirare fuori. Io mi ricordo una volta c'erano le applicazioni tecniche, se vi ricordate, che è andato alle medie faceva le applicazioni tecniche, ma almeno già là vedevi che dove eri un po' più indirizzato. Io mi ricordo ad esempio Sarta mai, perché neanche se adoperavo non so 5 rocchetti il bottone si staccava, perciò non era proprio il mio indirizzo. Cioè bisogna anche capire questi insegnanti, questi laboratori, fare più laboratori al pomeriggio, non so, intrighiamo di più questi ragazzi. Architetto, cosa dice architetto Grandi? Con la bellezza, con la cultura, con l'arte, con la musica. Prego. Assolutamente, mi sentite? Sì, benissimo. Sì, dicevo prima, lavorare nei settori in cui ci si sente più vocati. Ecco, noi abbiamo visto i ragazzi coinvolgersi molto, deve aiutare anche la situazione giusta, quindi ad esempio io che ho assistito per motivi di lavoro alla rinascita di un bene UNESCO, una villa di Palladio che è stata salvata proprio dall'abbandono, proprio grazie ad un mecenate. Prima lei lo diceva, no? Deve esserci anche una persona che vuole fare qualcosa per la comunità, e questo è il caso di Villa Fornicerato e del suo mecenate Ivo Boscardin. Ecco, qui invece noi abbiamo in questa situazione la completa gratuità nell'accedere a questa villa che oggi è visitabile, dove oggi insomma abbiamo tutte le attività per i bambini, per i ragazzi vengono a fare da guida all'interno della villa. Ecco che loro si vedono coinvolti e anzi hanno una responsabilità, sentono sulle loro spalle quello di raccontare una bellezza che è quella del loro territorio, si sentono portavoce di un messaggio, sono ambasciatori di bellezza e questo secondo me è un canale perché possibile. abbiamo Sara da Verona, se no mi cade la linea. Vai Sara. Buongiorno Mirella, sono Sara di Verona. Buongiorno. Volevo gentilmente salutare quella ragazza lì che ho visto tanto tempo fa, l'Anna Maria Vigiani, che ha scritto il libro Il soldato senza nome, veramente un libro eccezionale, bellissimo. Spero che molti ragazzi lo leggano perché è veramente importante. Grazie, hai fatto bene a chiamare. Sara, io volevo anche ringraziare quella splendida donna che ho avuto ospite, un'autrice che sta scrivendo un libro bellissimo, la Arceti, che è stata qui. Ieri mi ha scritto una poesia, me l'ha fatta arrivare tramite Antena 3, perciò io ti ringrazio di cuore, mi hai veramente emozionato con quello che mi hai scritto e mi hai dedicato questa poesia, perciò veramente grazie. Quello che posso fare io lo faccio di sicuro per te e per tutte le persone che hanno bisogno di essere supportati, perciò grazie anche a Sara. Sentiamo come ci saluta dottor Bruniera, come ci saluta? Saluto con una frase in dialetto che voglio sfatare, che è quella: è morto con una bea morto.
Cioè questa non la tollero più, mi va bene per un anziano che muore lentamente, ma non l'abbiamo trovato a letto, è morto con una bea morte. Allora questa si chiama morte improvvisa e bisogna indagare su cosa è morto. Quindi ci diamo da fare per questo ed io con la mia associazione ci diamo anche da fare perché non faccia questa morte improvvisa con i fattori di rischio. Concludo, mi piace perché ho trovato una bella conclusione, il cuore si protegge ogni giorno con piccoli gesti. Conoscere i propri valori, fare attività fisica, mangiare sano e fare prevenzione è il modo migliore per vivere più a lungo e meglio. E ringrazio tutto lo staff, siete stati meravigliosi. Allora rivediamo la locandina, questo domenica 28 settembre 2025, giornata mondiale del cuore, Motta di Livenza e non solo, perché è una giornata mondiale, tutto gratuito, perciò veramente chi non ha avuto la fortuna di potersi fare anche un check-up, una visita, è gratuito, ripeto, cosa non che si sente sempre, anzi quasi mai direi, perciò giornata molto importante. Ecco, gli addetti ai lavori ci sono, adesso sta a voi anche decidere di essere meno pigri, di farvi accompagnare da qualcuno, visto che è domenica, chiamate il mondo del volontariato, visto che a sabato e domenica molti pulmini sono parcheggiati perché nessuno li chiama, che ci sono anche queste giornate, forse dobbiamo essere noi a prendere queste persone e accompagnarle anche in queste piazze meravigliose per la loro salute. Dobbiamo farli atterrare dolcemente. Grazie. Sentiamo Francesco Gallo come ci saluta. Beh, io vi saluto annunciando appunto che domani partono questi corsi. Per la prima volta nel territorio tra Visandello e Spresiano nasce questa attività bellissima con noi volontari e venite, affacciatevi a questa nuova realtà, vi aspettiamo. Sentiamo come ci saluta Francesca Grandi, architetto, come ci saluta? È caduta la linea con l'architetto, perciò sentiamo niente, non sentiamo più niente perché il tempo è terminato. Grazie, grazie ai miei ospiti, grazie a tutti gli ospiti, pubblicità. Ringrazio e saluto veramente Maria Luana Calabrese, Presidente Associazione Italiana Tutela Salute Mentale, di essere con noi. Poi vediamo se arriva anche l'altro ospite, mi dirà la regia. Allora Presidente, qui ogni giorno se ne sentono di tutti i colori, grazie di essere qui, queste famiglie disperate che non riescono a gestire. Mi sente, dottoressa? Presidente, mi sente? Sì, un po' appena. Devo anticipare che ho un problema familiare e quindi spero di poter andare avanti, se no effettivamente non posso partecipare. Ma io capisco benissimo perché so ecco, la sua situazione, perciò tranquilla Presidente finché tiene e poi eventualmente ci saluta. Cos'è la salute mentale nel 2025 e questa opera d'arte che è il corpo umano, il cervello, ecco, che mette in funzione tutto questo meccanismo per farti vivere bene o male? Bisogna vedere come nasci, come diventi, prego, e la gestione del malato, diciamo, che ha questa patologia, questa mentale, diventa veramente problematica per le famiglie, per i genitori, le strutture non ci sono, se ci sono costano tantissimo, ma anche se paghi non riesci a entrare, ecco, queste case di comunità che non si sa cosa diventeranno, deserte, un mondo deserto. Prego Presidente. Allora, il problema c'è sempre stato, le persone si sono spesso ammalate, però adesso conosciamo metodi per poterne venire fuori, la cosiddetta recovery, cioè se una persona viene colpita da un evento traumatico che la fa andare fuori di testa, abbiamo la possibilità di venirne fuori, però con dei metodi innovativi rispetto a quelli che sono usati adesso. Cioè adesso farmacologia, imbottimento effettivamente di farmaci, magari a vita,
e questo non aiuta molto. Le strutture ci sono, forse sono anche troppe, nel senso che poi vengono utilizzate a vita. Quindi, e questa non è una vera ripresa della persona. E si stanno facendo sempre tanti convegni, tante cose, però è dura cambiare la realtà perché ci sono alla base interessi economici, sia di chi governa ed è soggetto alle lobby, sia di chi gestisce queste strutture, sia anche purtroppo per la disperazione, diciamo, dei familiari che vedono in queste strutture almeno un contenimento della malattia. E proprio per questo vorrei proprio dire che domani alle ore 18 c'è un convegno online che dura solo 2 ore ed è fatto da persone veramente attente, informate, psichiatri innovativi, diciamo. Intanto vorrei dare questo annuncio. Se cercate in internet salute mentale oltre la psichiatria, trovate la locandina di questo convegno, di questo seminario, e ci si può iscrivere. È online domani alle ore 18. Ci sarà il dottor Tibaldi che parlerà della deprescrizione, perché è molto importante non curare la persona a vita con farmaci che hanno tantissimi effetti collaterali. È molto importante come si può dire, la prevenzione e quindi un diverso approccio verso la persona. E questo è il dialogo aperto, di cui avrete anche sentito parlare. E poi si parlerà del supporto fra pari. Insomma, tenete presente questa data e questo seminario. Saluto e ringrazio anche Don Augusto Antoniol, parroco di Longarone. Parleremo anche di salute mentale proprio in luoghi veramente remoti, parliamo anche dell'Africa. Ecco, intanto la ringrazio Don Augusto Antoniol di essere qui, mi fa piacere che sia anche collegato con la Presidente Maria Luana Calabrese, che sta cercando di metterci tutta se stessa per capire l'importanza di curare in maniera diversa queste persone. Da sole non ce la faranno mai. Pensate cosa vuol dire nascere con questo problema in Africa. Non abbiamo, per quanto male stiamo, quello che abbiamo qui. Cosa ci dice Don Augusto Antoniol? Prego. Tanto buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Sì, ho passato 20 anni in Africa prima di essere qui parroco a Longarone e ho avuto contatti con tanti malati mentali, ma anche con delle associazioni che danno speranza, che curano in modo particolare, forse in modo un po' diverso da come si curano qui gli ammalati mentali. Ecco, questo disagio psichico che c'è e che è presente molto in Africa, soprattutto in questi ultimi tempi, in cui è cambiata un po' la società. Ecco, e poi in Africa la malattia mentale è stata considerata e ancora oggi è considerata come con legami a forze superiori, sono considerati magari indemoniati e sono emarginati, a volte legati anche con catene, lasciati solo. Ecco, però ci sono luci, c'è speranza, perché ci sono persone, e non solo occidentali, missionari o medici, ma anche persone africane che si curano di questi ammalati, di questo disagio. Allora andiamo a vedere anche questo servizio di Belluno, disagio psichico dei giovani. Andiamo a vedere. Un
aiuto concreto per gli adolescenti che attraversano momenti di grande fragilità psicologica è l'obiettivo del progetto C'è da fare Safe Teen, che l'Ulse Dolomiti è pronta ad avviare con il sostegno concreto dell'associazione fondata da Paolo Kesisoglu C'è da fare, che l'ha già lanciato e sperimentato con successo al Niguarda di Milano. Questo è il terzo progetto che avviamo, è una provincia che a noi ha dato molto e quindi siamo contenti in qualche modo di restituire quello che ci è stato dato. C'è stata sempre grande attenzione a quelli che erano i nostri temi, l'ambito dei ragazzi e adolescenti. All'ospedale di Feltre l'incontro con l'associazione C'è da fare, nata 3 anni fa per prendere per mano le fragilità dei ragazzi, riavvicinandoli man mano alla vita e alla quotidianità. Per Safe Teen C'è da fare, con il sostegno generoso di Clivet, è riuscita a mettere a disposizione dell'Ulsuno 60.000 euro. Abbiamo visto come il poter parlare di alcuni temi, di parlarne anche in maniera molto semplice, che non significa superficiale, poi porta anche i privati, speriamo magari anche le istituzioni, ad avvicinarsi a un tema a noi molto caro e a poter fare la differenza, quindi in questo modo di poter poi esportare questo format di presa in carico ambulatoriale ad alta intensità magari in un maggior numero di territori. Concretamente il progetto sarà declinato con l'attivazione di interventi ambulatoriali ad alta intensità per 10 adolescenti tra i 12 e i 17 anni, una goccia nel mare rispetto ai bisogni emersi nel post-pandemia, detonatore di sintomatologie che serpeggiavano da tempo silenti fra i giovani. Proporremo loro e alle loro famiglie questo percorso ad alta intensità, che è proprio un percorso intensivo, multidisciplinare, che prevederà almeno un intervento di psicoterapia alla settimana per il ragazzo, degli incontri con la famiglia perlomeno mensile, e cercando di coinvolgere un po' tutto quello che è il contesto di vita del ragazzo, nella speranza che questo lo aiuti a uscire dalla situazione di disagio e malessere in cui si trova. Un primo passo per quanto riguarda appunto una progettualità rivolta all'alta intensità di cura nei confronti appunto di fragilità molto complesse, molto articolate, che deve essere appunto sviluppato e deve avere la sua continuità nel tempo. Un modello integrato che punta sulla prossimità e la continuità delle cure, perché quando si parla di salute mentale c'è davvero tanto da fare. È una questione spesso al centro dei dibattiti, però la politica ancora non se ne sta occupando, ma come dicevo prima ci sono alcune cose che anche la politica può cambiare, alcune leggi, alcune norme. E sono sicuro che il dialogo con loro potrà essere foriero di nuove cose positive. Allora, Don Augusto Antonioli, come commenta questo servizio? Prego. Beh, è un disagio che si sente tanto qui da noi. A livello giovanile, ma non solo, anche tanti anziani. E è bene che se ne parli, credo, è bene che ci si occupi di questo disagio, di questo problema che tante volte viene lasciato in disparte. I malati mentali, chi soffre di questo disagio sono gli ultimi degli ultimi, proprio quelli che si vorrebbe mettere in disparte, magari rinchiudere e non avere a che fare con loro. Invece è bene che se ne parli, è bene che si parli, e è bene imparare ad ascoltare questo disagio, già l'ascoltare, già che loro possano parlarne è una cura. Sentiamo la Presidente Maria Luana Calabresi, cosa ne pensa del servizio che ha visto, prego. È molto interessante, va sicuramente esteso, è comunque una goccia, come hanno detto. Il problema è molto molto vasto perché riguarda la società, perché vediamo atti violenti in persone che nemmeno hanno mai avuto nessun rapporto con i servizi e non sono conosciute come malati, per cui alla base io vedrei veramente un dialogo aperto con le persone, con la cittadinanza. È ovvio che all'interno c'è la parte da curare, questo è ovvio. E allora in questo proposito mando un altro annuncio. Allora, a Valdobbiadene, su iniziativa della mia piccola sezione AITSAM di Castelfranco,
Stiamo per inaugurare, speriamo a novembre, una clubhouse che, vabbè, ormai è di moda usare termini stranieri, ma è un piccolo centro culturale, socioculturale, che nasce proprio dal benessere psicologico, cioè dalla salute mentale, lo facciamo infatti noi come associazione, ma è rivolto alla cittadinanza, sia utenti, sia loro familiari e qualsiasi altra persona voglia venire e interessarsi di questi problemi. Dovrebbe essere un luogo che accoglie un po' tutti, ovviamente non è molto grande e quindi tutte le iniziative le faremo poi d'accordo con la biblioteca di Valdobbiadene, che è molto più capace, e insomma ci daremo da fare per estendere la conoscenza di questo problema, estendere anche la conoscenza di come si cura. Io devo lasciarvi perché questo è il problema che vi avevo annunciato e vi saluto tutti. Grazie. Presidente Calabrese, grazie. la ringrazio, un grande abbraccio, io so quello che sta vivendo, quello che veramente sta cercando di supportare, perciò ha tutto il mio appoggio e tutto l'appoggio della grande famiglia di Sveglia Veneti. Grazie Presidente, grazie. Allora, Don Augusto Antonioli, è vero quello che abbiamo visto, è una goccia, ma si parte dalla goccia, però io non riesco a capire, Don Augusto, perché dobbiamo aprire sempre un'altra associazione. Ma se siamo già pieni nel territorio di associazioni, di gente che da anni si rimbocca le maniche, anche gente anche molto preparata che sta cercando di dare il proprio contributo, perché non supportare con idee, anche economicamente, quello che c'è già, ma deve sempre nascere un'altra associazione? Cioè, lei sorride, Don Augusto, ma a me vengono i brividi, perché non arriveremo da nessuna parte, perché poi alla fine, siccome siamo in tantissimi, ci divideremo, siamo già divisi, non facciamo squadra, non ci supportiamo, non riusciamo ad arrivare alla solitudine, non riusciamo ad arrivare a supportare le famiglie, perché ognuno nel proprio orticello, ognuno compra il proprio quello che ha, ma se non fai parte del cerchio magico non arrivi da nessuna parte, arrivi solo se sei supportata politicamente o economicamente da qualche importante mecenate. Ma si può continuare così, invece di unire, di vedere chi c'è nel territorio, chi si occupa di questa cosa, come fare per supportare facendo una bella squadra? Cosa dice Don Augusto? Sì, sono d'accordo con lei, è un problema nostro, è un problema del nostro tempo, tutte queste associazioni che disperdono le forze invece che unirle. Ma credo che su questo problema della salute mentale, come per tanti altri problemi, l'approccio migliore sia quello personale. L'associazione può aiutare un po', può dare qualche mezzo, ma credo che la sensibilizzazione da fare è proprio quella personale. Chi è in disagio non va dall'associazione, è difficile che solchi le porte dell'associazione, però se è aiutato da qualcuno, se qualcuno gli sta vicino, lo ascolta, lo sorregge, lo aiuta e magari lo indirizza anche lì dove può essere aiutato, può essere curato, ecco che allora si risolve. Ma tutta questa dispersione di forze, come ha detto bene lei, non aiuta. E in effetti, sa, Don Augusto, io lo dico spesso, io sono terrorizzata, specialmente in questo periodo dove vediamo che la politica entra dappertutto perché hanno bisogno di numeri, di voti, di visibilità, e allora ecco che il sociale diventa il primo punto, ecco che lo sport anche inclusivo diventa il primo punto, il vino diventa il primo punto, tutto diventa il primo punto da dare risposte perché ho bisogno del voto. E questo vuol dire strumentalizzare, ecco, persone che non si rendono conto di quello che sta succedendo, perché la politica
è una cosa molto particolare. Ecco, adesso li vediamo tutti in prima fila, ma io mi domando fino adesso dove erano. Noi ci siamo sempre stati, Don Augusto. Ecco, non è che dovessero fare chissà quanta strada per trovarsi. Il problema è che prima non interessavamo, stavano facendo i loro calcoli, adesso devono fare altri calcoli, e allora per fare i calcoli e per avere una bella somma hanno bisogno di noi. E dove ci trovano? Ci trovano dappertutto, specialmente dove ci sono molti numeri. E questo mi mette molto a disagio, sa, Don Augusto, perché io oggi ho aperto il Banco Solidale, domani anche, e vedo invece la necessità che c'è nel territorio e, come dice lei, l'ascolto che non c'è. Tutti hanno fretta, tutti devono fare il proprio percorso dimenticandosi che ci sono gli ultimi degli ultimi, che ci sono gli ultimi, quelli che non riescono a difendersi da soli, quelli che non hanno neppure un supporto economico e devono arrangiarsi. Capisce che c'è qualcosa che... Però bisogna parlarne, bisogna avere il coraggio di parlarne, Don Augusto, di mettere nel piatto quello che non va, quello che manca. E qua purtroppo il mondo del volontariato, visto che dicono che qua nel nostro territorio, il Veneto specialmente, abbiamo dei numeri pazzeschi di associazioni di volontariato, sono tutti diversamente giovani, i giovani non li abbiamo, anzi sono diminuite perché adesso fanno gli stage, devi fare formazione per fare il volontario. Io dico sempre, Don Augusto, dimmi chi sei, cosa fai, poi vediamo se serve veramente che fai questi percorsi di sicurezza, di tutto. Capisce che stanno mettendo nel caglierone tutto perché non riescono a gestire la situazione. Basta vedere con le case di comunità, tanto cemento, vuoti dentro, non abbiamo infermieri, non abbiamo medici, non abbiamo giovani, ma adesso mancano preti, mancano suore, manca tutto. Cosa è successo secondo lei in un territorio dove veramente sentiamo parlare solo di guerra, di armi, ecco, di riarmarci, della paura del diverso, del nemico, fra poco arriverà il nemico in casa. Cosa ne pensa di questi messaggi terribili che anche ieri Papa Leone XIV, che anzi facciamo anche gli auguri in ritardo, ma glieli facciamo lo stesso, ha compiuto 70 anni, sta cercando di dire forse, ecco, l'alta finanza dovrebbe fare qualcos'altro invece di preoccuparsi e di diventare sempre più ricca. Prego, Don Augusto. Se avessi le risposte, ma ci stiamo richiudendo sempre più in noi stessi. Cerchiamo il nostro benessere personale, non guardiamo tanto agli altri, al prossimo. E questo ci fa, invece che aprire le porte, che andare verso gli altri, ci fa chiudere, ci fa alzare muri. Vorremmo stare tranquilli e, come ha detto lei, la politica gioca un po' su questo bisogno di sicurezza, di benessere che abbiamo tutti, ma non c'è vero benessere nostro se non è anche il benessere del nostro vicino, il benessere di chi incontriamo. Ecco, avere la soluzione su questo è difficile, ma dobbiamo attaccarci a quei valori che ci ha dato, che troviamo nel Vangelo, nella nostra fede, e che poi ci hanno tramandato anche i nostri vecchi, quei valori di solidarietà, di amore per il prossimo, di attenzione all'altro, anche a chi non è come noi, anche a chi non la pensa come noi. E poi fare quel poco che possiamo fare. Non cambieremo il mondo, ma almeno cambiamo un po' noi stessi e le persone che ci stanno vicine. Questo credo sia il primo compito. E poi cercare di unirsi per portare questi valori che sono nostri, qua soprattutto nostri qui in Veneto, di solidarietà. Quando vediamo che qualcuno ha bisogno, anche nei nostri paesi, e cerchiamo di mobilizzare un po' la popolazione, vedo che la gente risponde, c'è ancora del buono dentro
È vero, Don Augusto, però cuori, dobbiamo forse riuscire anche ad aprirci di più, Don Augusto. Ci siamo chiusi tanto, non eravamo così. L'accoglienza faceva parte una volta del nostro modo di vivere. Io invece una cosa che mi duole molto è che vedo molti diversamente giovani, molto arrabbiati con questi diversi che arrivano, con questa popolazione che veramente sta cercando, queste vite, queste creature, di trovare un mondo migliore, un mondo veramente che li accolga, ma siamo molto lontani da fare questo. I messaggi che arrivano sono messaggi veramente terribili. Io lo vivo sulla mia pelle, ne so qualcosa, Don Augusto. Io mi occupo degli ultimi e degli ultimi, perciò pensi, lei stanno tentando di segarmi in tutte le maniere. Pensi che avevo cercato di fare sport senza barriere, il 4º anno me l'hanno segato perché do fastidio a qualcuno, capisce? Tolgo la visibilità a qualcuno, deve andare avanti il business, la visibilità, ma io vado avanti lo stesso, perché vede, Don Augusto, il politico prima o dopo passerà, il mondo del volontariato rimarrà, c'è niente da fare, noi rimarremo, saremo anche in meno, saremo in pochi, saremo diversamente giovani, ma ci saremo. Il problema è che prima di arrivare dobbiamo intercettare i giovani, in qualche maniera. Una volta c'erano gli oratori, adesso non sono più di moda, lo dicono anche i preti, i ragazzi vogliono altro, però voi sapete intercettarli, è questo che io non riesco a capire. Quando veramente li portate in Vaticano dal Papa, dai vari papi, noi vediamo una montagna di giovani che si muovono, allora vuol dire che ci sono, ma non li vediamo, non ce li fanno vedere, poco. Bisogna che muoia un Papa, oppure che ci sia un momento importantissimo per vedere i nostri giovani, ma non può funzionare così, perché quelli sono gli esempi che dobbiamo vedere, invece ci fanno vedere altro e questo non va bene, dobbiamo parlarne. Cosa dice Don Augusto? Sì, credo che la prima cosa sia ascoltarli, i giovani, perché hanno cose da dire. E tante volte noi abbiamo tanti pregiudizi, oppure pensiamo che siano gli stessi di 20, 30 anni fa, 40 anni fa. Invece ascoltare i loro problemi, le loro prospettive. Tante volte non hanno neanche prospettive, non vedono un futuro perché guardiamo il mondo com'è, che cosa c'è da vedere, che cosa c'è da aspettarsi. Allora ascoltarli e poi dare fiducia, dare speranza. Ecco, io col centro missionario di Belluno e con i miei collaboratori ogni anno organizziamo un corso, ma penso che sia anche nelle altre diocesi, un corso per partenti, per giovani che vogliono fare esperienza di solidarietà in altre parti del mondo, e li portiamo in Africa, in America Latina, in Asia, per fare esperienze di volontariato. Ecco, lì si vede che c'è questo cuore ancora, che c'è questa voglia di fare del bene, non solo, ma anche di aprire gli orizzonti, di vedere altri popoli, altre culture, di entrare in contatto con chi allora, vive diversamente da noi, ha toccato un tasto dolente per Mirella. Guardando con simpatia agli altri. Don Augusto, mi sente? Questo credo sia già... Mi sente, Don Augusto? Ho detto che ha toccato un tasto dolente per Mirella, perché assieme a Paola Viola, Una mano per un sorriso for Children, avevamo messo in piedi un progetto bellissimo. Quei ragazzi che hanno perso un po' la via della ragione, ma sono molto giovani, hanno bisogno forse di essere rialzati, devono rialzarsi da soli, di portarli, naturalmente con gli addetti ai lavori, perciò accompagnati, in questi posti che dice lei, per fargli toccare con mano cos'è la miseria, non la povertà, cosa vuol dire non avere niente, vivere in una discarica con i propri genitori. Sa che è stato... Prima sembrava che fossimo arrivate, tutte non faccio nomi perché non voglio polemica, non voglio, per carità, però siamo arrivati quasi alla cima della scala, pensavamo di avercela fatta e poi invece è stato buttato giù tutto, perché non c'erano i presupposti legali. Avevamo addirittura trovato gli sponsor, Don Augusto, per portare questi ragazzi, perciò non incidere sulle famiglie che magari non potevano. Hanno tolto addirittura la scala, Don Augusto, ma noi continuiamo a riproporre, continuiamo a rilanciare, perché pensiamo che forse con questo
ecco, allontanarli dal posto dove loro procurano tanto disagi alle forze dell'ordine, alla cittadinanza, agli amministratori, portarli via, fargli vedere che c'è un'altra realtà. Non è una vacanza, una gita, è aprire il cervello, la mente, capire che guarda che sta girando in un'altra maniera, guarda. Cosa dice Don Augusto? Io ci riprovo comunque. Sì, sì. Dico di continuare perché vale la pena. Sarà una goccia, però aiuta questi. Cambiano questi ragazzi. Quando tornano non sono più schiavi dello smartphone, del videogioco, ma si danno da fare per gli altri. Ecco, io l'anno scorso ho portati alcuni, a proposito di disagio mentale, in una comunità del Benin dove si cura il disagio mentale, soprattutto di giovani tossicodipendenti o di malattie mentali, a fare corsi di arte terapia, musicoterapia, danza terapia, e ha fatto bene ai ragazzi africani che partecipavano a questi corsi con il disagio mentale, ma io credo abbia fatto molto più bene ai nostri, che si sono inseriti moltissimo e alcuni hanno voluto ritornare anche quest'anno e vorranno ritornare, pur con le difficoltà e i disagi, le spese, però ha dato un senso alla loro vita, li ha cambiati e hanno portato di qua da noi un po' di quella gioia, di quella serenità, di quel sole che si trova solo in Africa e di cui abbiamo tanto bisogno anche noi qui. Don Augusto, lei è parroco a Longarone. La dice lunga su questa tragedia immane che fortunatamente ogni anno si ricorda, perché la storia forse ha insegnato poco. C'è questa famosa diga va noi, farla sì, farla no. Qualcuno sta sempre cercando di rilanciare nonostante la storia sia storia. Ecco, siamo nel 2025. Come vive questa immane tragedia che viene ricordata, questi tanti morti, perché qualcuno, come dice lei, non ha ascoltato chi di dovere, perché il business era superiore a quello che non si doveva fare ma che si sapeva. Ecco, come si vive nel 2025 con questa tragedia, con questi ricordi, ecco, con questi fiori che non ci sono in questo cimitero, solo tanto cemento. Ecco, io ho una superstite che viene e lei è molto rammaricata di questa, ma non la invitano più da nessuna parte perché dà fastidio. Ecco, eppure era una bambina quando è successo, il rispetto per questa bambina che porta ancora i traumi ancora non c'è. Ecco, cosa vede lei? Com'è la situazione da un punto di vista anche di valori? Prego, Don Augusto. Sì, è un evento che bisogna ricordare, non bisogna dimenticare, però bisogna anche guardare avanti, ecco, saper staccare un po' gli occhi da quella ferita che rimane sempre aperta, che fa sempre male, però guardare avanti, per fare sì che queste cose non succedano ancora. La storia ci dice, la storia recente ci dice che però non è che serva a tanto, continuano a succedere tragedie così a causa dell'egoismo e della sete di denaro, di potere dell'uomo. Però guardare avanti perché le nuove generazioni comprendano, capiscano e dare speranza, senza affossarsi nel passato però. Ecco. E credo che anche tutti questi eventi che continuano a farsi ogni anno, quest'anno il 62esimo anniversario, servano un po' a questo, a dare speranza e anche a dare giustizia quando succedono queste cose. Queste tragedie. Chi sbaglia deve pagare, credo sia importante. Detto anche da un prete, questa la dice lunga su quelle che dovrebbe capire l'importanza di far pagare
chi sbaglia nella maniera giusta e nella correttezza della persona, ma chi sbaglia deve pagare, non può essere sempre qualcuno perché ha tanti soldi, perché ha fiore di avvocato, poi passi il cerino, arriva la prescrizione, perché in Italia ci mancava la prescrizione, ce l'abbiamo solo noi, ma la prescrizione arriva solo chi ha tanti soldi, tante da spendere, e il povero disgraziato di sicuro la prescrizione non arriva e magari paga per quello che anche magari non ha fatto. Ecco, Don Augusto, queste guerre invece avete sentito, ma soprattutto questo giocare veramente a rilanciare, a provocare di qualche grande della terra che pensa di essere il più potente di tutti, questo gioco all'azzardo che si sta facendo sulla pelle di tante persone, cosa vuole dire? Se lei avesse davanti questi 2 o 3 grandi capi del mondo che pensano di essere indistruttibili, cosa direbbe loro, Don Augusto? Di guardarsi dentro, ma chissà, non sono più abituati, forse non hanno più una coscienza, guardano altre cose, non saprei proprio cosa dire, ma noi abbiamo in mente adesso queste 2 o 3 grandi guerre, ma quante ce ne sono nel mondo? Sai, in Africa dove io sono stato, ancora adesso, ogni giorno ci sono scontri, ci sono morti innocenti, c'è un mondo che va da quella parte, continuiamo ad armarci, a spendere soldi per gli armamenti. Guardi, l'Africa non credo abbia tante industrie, tante fabbriche di armi, forse 2 o 3, eppure è piena di armi che arrivano da fuori e quando ci sono le armi si usano. Ecco, sarebbe proprio da lavorare su questo, ma quando ci sono gli interessi, i soldi, è difficile. È difficile perché la fortuna dell'Africa o la sfortuna, non so da che angolo vederla, è un territorio molto ricco di pietre preziose, di minerali incredibili. È logico che non semino, perché se semino non posso più andare a prendere questo ben di Dio che c'è sul sottosuolo, e perciò lascio il popolo in quelle condizioni, e ce l'abbiamo messa tutta anche noi, non è che noi siamo esenti, eppure vediamo questi diversi che arrivano, anzi se li potessimo cacciare, non tutti ma molte persone, perché danno fastidio. Pensate, eppure siamo nati là tutti quanti, almeno la storia e la scienza è quella, forse ce lo dimentichiamo quello che abbiamo fatto a questi popoli indifesi. Io veramente le dico grazie, Don Augusto Antoniol, parroco di Longarone, di essere stati con noi con queste poche parole ma pillole di saggezza che sono uscite da questo uomo che ha girato il mondo, che sa cos'è la fame, la miseria, la povertà, essere malati di mente in territori terribili dove non possono neanche curarti, non sai neanche che esisti, e perciò noi dobbiamo riflettere, forse diventare un po' più buoni, un po' uniti, non farebbe di sicuro male. Grazie, veramente grazie Don Augusto Antoniol, e buona giornata. E adesso andiamo a vedere che abbiamo dato l'assegno di Mirella. Grazie Don Antoniol. Ciao grande famiglia, stiamo per incontrare Carla, che è la compagna di Emilio Zago, che oggi è stato operato e perciò è in ospedale, e perciò noi siamo con Carla. Permesso? Ciao Carla. Ciao. Ciao Carla. Allora Carla, oggi Emilio è stato operato, è un'operazione importante, però sono sicura che ce la fa perché la grinta è tanta. Come sempre. Però giustamente tu mi hai detto, però io non ce la faccio, Emilio non ce la fa, non lavora, tutto costa tanto, io faccio qualche ora, però come faccio? Come sta vivendo questo momento Emilio? Perché a noi interessa molto anche brutto, va in crisi perché non vede sfoghi e ogni giorno c'è qualcosa di nuovo e non ce la fa più. E l'ultima volta che ho chiamato l'ambulanza ha sbattuto un pugno sul tavolo e ha buttato tutto per aria e piangeva, e io sto male e non ce la faccio più, ma
do forza. Esatto, bisogna resistere, Carla. Scusate. No, tranquilla. Ascolta, Carla, voi non avete idea di cosa sta facendo questa donna per Emilio e prima per i suoi genitori. Pensate che aveva il coraggio, poi aveva anche coraggio, di andare a Castelfranco in bicicletta, partiva la mattina, rientrava la sera e tornava a Resana per assistere i genitori di Emilio. E poi lei vuole un bene dell'anima a Emilio e a tutta la sua famiglia. Cos'è che ti fa proprio questa grinta che io vedo, indipendentemente di qualche lacrima che ti scende, questa voglia veramente di riuscire a dire a Emilio dai che ce la facciamo? Perché ho avuto esperienza con mio papà che ero piccola e aveva molti problemi, ha vissuto per un anno in ospedale, siamo cresciuti con il male, ce lo siamo sempre portati avanti e io sono nata così, a me fanno pena tutti, anche un sasso mi fa pena. Sei così, sei sensibile, sì, tanto. Spiega ben cosa che vuol dire non aver niente. Non avere niente. Non so come spiegare, perché ormai ci siamo, tra virgolette, abituati, non ci facciamo neanche più caso. Io indosso questa maglietta che me l'hanno data, mi hanno portato delle borse di cose da vestire. Io non ho neanche soldi per andarmi. Questo me l'hanno regalato. Neanche di intimo. Cioè, vedete, non è che io racconti delle cose strane, mi racconto la verità, quel che mi vedo e tocco con mano. Siamo nel 2017, vediamo sprechi di denaro enormi e dopo mi ritrovo con questa gente nostra, gente del nostro territorio, brava gente, che ha la sola sfortuna, perché piove sul bagnà, tessa maiada. Cioè non che bastava la malattia rara che aveva Emilio, che toccava anche sto po' di scopo qua. Però bisogna andare avanti, Carla. Sì, bisogna darsi una mano, bisogna aiutarsi. Ora guarda, Carla, fermo una roba. Allora, Carla, ecco l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Io so quanto avete bisogno di questi soldi, perché sono soldi che vi aiuteranno a superare questo momento tragico e difficile, ma lo supereremo. Cosa ha voluto dire, Carla? Dici qualcosa. Allora, grazie a Rete Veneta, ringrazio anche una signora che ha mandato 100 euro in una busta per Emilio, la ringrazio con il cuore in mano. Così facciamo vedere che è arrivata. Appunto, è arrivata, la ringrazio con il cuore in mano. Se c'è qualcuno che ci dà una mano, ben venga, se no andiamo avanti ancora come abbiamo sempre fatto, non ci fermeremo proprio con questo. E adesso due parole. Amore, tirati su in casa che hai bisogno di te. Ciao. Avete sentito? Questa è Carla e questa è la Mirella e questo, grazie a voi, riusciamo a superare questi momenti. Ciao!